Sì, sì, no, era per, No, perché per guadagnare tempo. Era per guadagnare tempo. Prego. Dunque, la dottoressa Elena Royaz, la quale è un tecnico molto bravo nel campo ambientale, e ci racconterà quelli che sono soprattutto i problemi legati alle modificazioni che si creano nei campi elettromagnetici, no? Soprattutto quello, poi magari tocchiamo altri aspetti come il rumore, eccetera. Tutto questo in relazione alla problematica legata in particolare all'elettrodotto, cercando di capire che l'elettrodotto è solo un pezzo della coda della pantegana, nel senso, questo elettrodotto che noi combattiamo è un elemento importante, ma di per sé non è l'oggetto sul quale noi stiamo puntando l'attenzione solamente, ma bensì diciamo in tutto il contesto che lo circonda, ivi compresa questo famigerato rigassificatore che nessuno vuole, ad eccezione del nostro schieramento politico in regione e del famigerato ministro dell'ambiente Clini. Prego. Bene, possiamo iniziare. Buonasera a tutti, io sono Paolo Perozzo, da parte del Movimento 5 Stelle vi do il benvenuto a questo incontro che dalle premesse già sembra molto interessante. Abbiamo con noi l'ingegner Adelvi Stibaldi, che è già noto, credo, alla maggior parte di voi per il suo impegno nel Comitato per la Vita del Friuli Rurale e negli ultimi anni per la battaglia che sta portando avanti circa l'elettrodotto. L'elettrodotto, come diceva l'ingegnere, è solo una delle questioni spinose che riguardano la questione energetica nella nostra regione, e noi in questo momento ci rendiamo conto che la nostra regione è attaccata da tutte le parti da tentativi di farvi veicolare forme di rifornimento energetico. Parliamo del gasdotto a Tarvisio, vediamo che ci sono già delle unioni di comuni che si stanno opponendo a questa iniziativa, e poi c'è questa storia penosa e annosa, diciamo, che si trascina da tempo dell'elettrodotto. L'elettrodotto ci permette, parlando dell'elettrodotto, possiamo parlare, e lei credo che potrà sicuramente dare delle indicazioni utili che derivano dalla sua esperienza, della questione energetica nella nostra regione, della nostra indipendenza energetica, di quanto la politica nella nostra regione, anche dal punto di vista delle prospettive e dei progetti a livello economico, sia libera o meno dal punto di vista delle sue relazioni col mondo industriale e con appunto le forme di potere che sono anche quelle di chi lavora in un certo settore e ha interesse potenzialmente a fare un certo lavoro in un modo piuttosto che in un altro, perché gli può essere più redditizio a scapito magari del territorio. Quindi ci sono tantissimi elementi su cui riflettere, e c'è sempre una domanda che io, quando poi seguo i suoi interventi contro appunto questo elettrodotto, mi chiedo sempre, se lo chiedono tutti i cittadini, ossia noi non ci rendiamo conto di come delle scelte che sarebbe quasi elementare fare nel modo più razionale e rispettoso per l'ambiente, per la regione, per le sue finanze, per il futuro, vengono invece fatte nell'unico modo che appare a tutti assurdo, ma da principio, per l'onerosità, per l'impatto ambientale, per ciò che si lascia anche alle generazioni future. E visto che dietro a questi temi dell'economia e dell'energia e della politica ci sono vari tipi di interessi, tutto il quadro si condisce di suspense, anche diventa abbastanza affascinante.
Io quindi ringrazio lei, ringrazio la dottoressa Roia e vi lascio la parola. Grazie. Certo che sarà un intervento sicuramente interessante, e poi alla fine ci sarà spazio per voi se volete fare domande o approfondire particolari. Quindi buon ascolto. Io una sola preghiera, lei mi deve stoppare perché sennò altrimenti io vado fino alle 2 del mattino. Mettiamo un avviso nel computer. Metta assolutamente. Ho bisogno di un'ora circa. E andiamo. Nulla, guardate, io mi sono convinto, tornando dopo tanti anni a casa, diciamo nel paese di origine, che francamente abbiamo un deficit più che di energia, di democrazia. E la cosa ha dell'incredibile in una regione, diciamo come la nostra, che ha una potenzialità, non dico infinita, ma grande, enorme, favorita da una serie di circostanze, da una situazione ambientale ideale, da una capacità di convogliare turisti, interessi, eccetera, e anche con delle, ahimè non a Udine, delle situazioni di eccellenza dal punto di vista scientifico e didattico che purtroppo risiedono in primo luogo a Trieste, e che con la SISA eccetera, che ci dovrebbero rendere assolutamente, come dire, a un livello superiore. Invece stiamo vivendo una crudele stagione di soppressione di quelle che sono gli elementi costitutivi di una democrazia. Cioè, badate bene, forse è una parola eccessiva, ma dire che stiamo vivendo di un golpe bianco non è completamente sbagliato, perché e questo sta avvenendo dalla precedente gestione regionale e coinvolgendo appieno questa gestione ultima regionale, che si è completamente prostrata, incapace com'è di promuovere modelli autonomi e condivisi, si è completamente prostrata agli interessi dei potentati esterni alla regione, con risultati che stanno sotto gli occhi di tutti, anche perché a questo non è che sia corrisposto un beneficio in termine occupazionale, imprenditoriale, eccetera. Nulla, il vuoto più assoluto, anzi un inaridimento delle potenzialità tecnologiche di questa regione. Bene, cosa succede con la nuova giunta Tondo? Le prime due iniziative della giunta Tondo sono la soppressione del difensore civico e, secondo, la soppressione di Agenda 21. Cioè, nel primo caso si è voluto sottrarre ai rapporti, al flusso decisionale e comunque alla regolare vita democratica quella rotula, quell'elemento di trasmissione che consente non di pacificare la gente, ma di convogliare le istanze della gente nella maniera più razionale, indolore e risolutiva possibile. Poi se il difensore è incapace è chiaro che non funziona, ma comunque l'istituzione consente questo. Il secondo, Agenda 21. Agenda 21 è uno strumento che, sebbene mal utilizzato anche qui, proprio in questa zona, dalle pubbliche amministrazioni, in realtà è l'unico strumento che consente di coinvolgere la gente non dico solo nelle decisioni, ma prima ancora nelle valutazioni del contesto entro il quale le decisioni si devono assumere. Ebbene, questa regione ha preso queste due decisioni: l'esclusione della partecipazione. Questo ha prodotto una serie di guasti tremendi
in un contesto nel quale dobbiamo ammettere, noi non siamo reattivi. Noi non siamo reattivi, siamo un popolo che non ha reattività, noi friulani in particolare. E questo ci limita moltissimo in quelle che sono le aspirazioni di miglior vita e di una convivenza. Il che ha portato a dei guasti che noi vedremo poi in particolare, se avrete la pazienza di seguire la cronistoria di quello che è avvenuto, perché questo è un caso emblematico. Quello dell'energia è un potentato che ha trovato in questa regione, come dire, dei servi sciocchi. Ha trovato in questa regione dei servi sciocchi, nemmeno della gente corrotta, dei servi sciocchi. Andiamo a vedere in quale contesto, diciamo, vediamo questo elettrodotto. Questo elettrodotto salta fuori dal cilindro, salta fuori già ai tempi di Illy, ovviamente, con quell'aitante assessore tuttologo che si chiamava Lodovico Sonego e che ci ritroveremo sicuramente candidato in queste prossime elezioni, nelle file del PD. Ah sì, guardi, e la cosa, hanno perso una volta con questo Sonego, non vorrei che se la cercano. Allora, questo elettrodotto è cosa ben strana, badate bene, salta fuori un elettrodotto che ha una capacità di trasporto enorme, però che è limitato fra Re di Puglia e le campagne, cioè è come fare un'autostrada di 24 corsie che finisce in un tratturo di campagna da una parte e dall'altra che comincia in un luogo dove non ha energia sufficiente da trasportare. La sua capacità è incommensurabile rispetto alle attuali produzioni di energia. E allora come si spiega? E la tecnica, quella che io chiamo, è dello spezzatino, cioè quello di ridurre a pezzetti un problema di modo da non farlo capire e vedere al pubblico e in questa maniera riuscire a far passare pezzo dopo pezzo un piano generale che però stava nella zucca dei proponenti e non nella cognizione del cittadino. Bene, allora andiamo a vedere qual è lo stato di fatto, tanto per non essere imbrogliati. Ecco, con questo schema molto elementare vediamo quelli che sono le altezze dei rettangoli, sono circa proporzionali al valore dell'energia prodotta. Abbiamo nel bilancio complessivo come potenziale, si badi, abbiamo, se c'è qualcuno che ha conoscenze più specifiche mi smentisca, tranquillo. Comunque questi sono dati, diciamo, ufficiali o quasi. Monfalcone con 2 gruppi da 300 mega e 2 gruppi da 145, i primi sono a combustibile fluido, il secondo olio combustibile e gli altri sono a carbone potenziali. Poi c'è Tor Viscosa con 700, una potenzialità di 750 mega, poi gli idroelettrici che danno 450 mega, il solare che è arrivato straordinariamente a 400 mega nel giro di pochissimo tempo e ha una capacità di sviluppo enorme, solo frustrata dalla intenzione del governo di penalizzarlo a vantaggio di altre produzioni come il biogas che invece consuma di più di quello che produce e che oggi viene sostenuto dal governo. Non abbiamo l'eolico qui, poi ci sono gli autoproduttori, cioè quelli che si fanno l'energia a casa loro, e poi ci sono le 2 piccole centrali complessivamente, Trieste e Gorizia, che danno a 200 mega
dalla Slovenia possono arrivare dai 1200 ai 700 megawatt. Questa variabilità deriva dal fatto che un conto è la potenza, diciamo la fornitura potenziale, e poi è quella reale, insomma, cioè, quindi c'è un dislivello sensibile. In questo contesto cosa ci appare? Ci appare, ma quale energia trasportiamo con questo elettrodotto? E badate bene, noi dall'inizio, dico noi comuni e le province di Gorizia soprattutto e di Udine, abbiamo detto non ci mettiamo contro l'elettrodotto per un fatto tattico, momentaneo. Noi diciamo che l'elettrodotto, se serve, fatelo come diciamo noi, interrato, come si fa nei paesi civili, come si fa in Piemonte, come si fa in mezzo alla gente che vuole tutelare la propria salute, il proprio paesaggio, il proprio futuro, lo mettete lungo il bordo dell'autostrada. Bene, questo elettrodotto cosa porta allora? Doveva portare il nucleare di Fossalona, il nucleare di Monfalcone. Poi il nucleare, grazie a Dio, è saltato miseramente. Voi sapete tutta la storia, no? Quella società che è stata milanese, che è venuta a Monfalcone, eccetera, per creare il presupposto di e così via. E in più ci hanno regalato anche un istituto per la sicurezza nucleare, no? Hanno istituito questo istituto che è un baraccone, soltanto di organigramma, è rimasto lì quello, la centrale non si fa più, però l'istituto c'è. Benissimo. Andiamo avanti. Oltretutto, ma venendo meno quella che probabilmente doveva essere la soluzione per dare vitalità a questo elettrodotto e ragione per esistere, ci sono altre nuove emergenti possibilità che vengono in soccorso a questo elettrodotto, altrimenti inutile. Voi vedete qual è la versione in quelle linee rosse, qual è la direzione che prendono la corrente anche verso il Veneto, e vedete nella prossima una cosa molto singolare. Vedete il complesso delle linee elettriche che riguardano il nostro territorio. Le principali sono quelle rosse che avete visto prima, ma c'è un'anomalia evidentissima anche per i bambini. L'anomalia della concentrazione in un unico punto di tutte le linee in arrivo e in partenza, cioè a Re di Puglia. È un elemento questo di grande fragilità, cioè basta che a Re di Puglia ci sia un incendio, un danneggiamento, si blocca non solo il Friuli Venezia Giulia, si blocca il nord-est. E allora qui però attenzione, mi dicono che fanno due cose, che fanno l'elettrodotto per il bene del Friuli, che non è vero, perché quell'elettrodotto si ferma a Udine Ovest, ma proseguirà, solo che loro la prosecuzione di questo elettrodotto l'hanno scritto da un'altra parte e non l'hanno messo nel progetto. E cosa succede? Che loro dicono miglioriamo la magliatura della regione Friuli Venezia Giulia, altrimenti molto debole. La magliatura è questa, vuol dire intersecazione, invece loro per l'ennesima volta partono da Re di Puglia e quindi enfatizzano questo elemento di assoluta debolezza strutturale. Andiamo avanti. Ecco in pratica, in sintesi, quelli che sono, diciamo, le linee principali attuali del Friuli Venezia Giulia. In verde è il 220 e in rosso è il 380.
La linea che si vuole costruire oggi, che va da Reggio Puglia a Udine Ovest, è una doppia terna cosiddetta a 380.000 che può trasportare punte anche di 3.000 mega, quindi una dimensione che è sproporzionata rispetto a quelle produzioni che abbiamo visto prima, tanto più se consideriamo quelle produzioni francamente illusorie, nel senso che Monfalcone, Gorizia non produce niente, Monfalcone produce a 1/3 della sua potenzialità e Planaes, Re di Puglia, udite, che è una centrale moderna a gas, sta ferma, un giorno sì e un giorno no. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cioè, siamo impazziti? Di cosa parliamo? Cioè, cosa dobbiamo portare? Qual è il futuro sviluppo? E allora andiamo a vedere adesso cosa sta succedendo. Visto che il nucleare non si fa più, salta fuori il responsabile della CGIL che dice: a Monfalcone bisogna portare lavoro, facciamo le centrali a carbone. Cioè, io dico, con tutto il rispetto che possa avere per la CGIL del passato, ma questa non mi piace affatto, perché a Monfalcone sono morte centinaia di persone per l'asbestos. Vogliamo riprodurre un problema in una città già martoriata di tante persone? È da impazzire. Ma l'altra cosa qual è? Badate bene, questi ultimi mesi sono echeggiate 2 richieste: elettrodotto, Re di Puglia, Udine Ovest e rigassificatore. Come si sposano queste 2 cose? Come stanno? Che giazzetta, come dice il nostro amico, questi 2 diciamo cose che non sembrano imparentate. Sono imparentate perché hanno già deliberato, andiamo a vedere quell'immagine che vai a Trieste sul coso, hanno deliberato già anni fa la realizzazione, però se la tengono nel cassetto sta roba, vigliacchi, la realizzazione a Trieste, nella zona della Ferriera, al bordi della zona della Ferriera, al confine con il supposto rigassificatore, una mega centrale elettrica. Quindi Trieste, che ambisce al futuro turistico, culturale, bla 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 bla, avrà il rigassificatore con tutto il pericolo che esso comporta e accanto la mega centrale elettrica. La mega centrale elettrica, la quale porterà attraverso un elettrodotto approvato già dalla Terna, cioè quella che vuole fare l'elettrodotto aereo a 70 metri d'altezza, lì a Trieste, voi non so se siete pratici della zona, in blu vedete il percorso, il 380 è un elettrodotto interrato che passa in mezzo alle stradine da 2,5 metri della zona di Cattinara, di Santa Maria Maggiore, eccetera. Lì lo fa interrato. Qua da noi, per l'amor di Dio, costa troppo, non si può fare. Lì però la Terna ha disposto che si interri con un dislivello di 400 metri per arrivare a Padrisano dal livello del mare e a zigzag in mezzo alle strade. Quindi in condizioni pessime dal punto di vista morfologico, non ideali come nel caso nostro dove è tutto pianeggiante. Ecco, questo è, diciamo, il contesto nel quale ci muoveremo con la nostra storia. Io lascerei, se siete d'accordo, la parola sul piano della salute e dell'ambiente diciamo in generale. Volevo ricordare a proposito della salute, se mi permetti ancora un secondo, voi sapete che noi abbiamo l'ARPA come vigile sovrano, il quale redige dei piani e dei bellissimi volumi per il 2012
eccolo qua, e se uno va a vedere dove si parla di energia, i dati, guarda caso, sono vecchi di 4 anni, piccolo particolare. Quindi ragioniamo sempre a babbo morto con cose che sono inattendibili ormai, perché la vita, c'è stata una rivoluzione negli ultimi 4 anni, cioè il mondo è cambiato, le produzioni sono cambiate, le condizioni sono cambiate, e non c'è una parola, su quello che può essere il danno ambientale sugli abitanti. Non se ne parla affatto. C'è quasi un mandato a non parlarne. Allora, non so se qualcuno di voi ha visto 2 programmi, uno con quella famigerata Telepordenone e uno con Rai 3, quando li ho portati a Zelina, vicino a San Giorgio di Nogaro, a visitare un elettrodotto che passa in mezzo a 2 case lì sulla statale. Bene, in una delle 2 case, da quando hanno costruito l'elettrodotto, sono morti in 2 per tumore, dall'altra parte in 3. Io non mi permetto di dire che sono morti per l'elettrodotto, però, santo Dio, è talmente, voglio dire, la possibilità di fare 1+1, insomma, è talmente eclatante, evidente, che forse qualcuno doveva indagare. Ma è bello che l'ARPA è andata ad indagare e ha trovato dei valori, ha misurato i valori ha trovato dei valori elevatissimi. Io ho il referto, però alla fine dichiara che è tutto a posto. Cioè contro quelle che sono le norme di sicurezza che ci obbligano a tenere, come dire, gli elettrodotti a una certa distanza di garanzia. Adesso lascio la parola. Grazie, buonasera a tutti. Sono Elena Roiaz e in primis desideravo ringraziare. No, mi sentite? Alzo un po' di più la voce? Poco? Ok, perché non amo molto il microfono. Mi sembra che non ci sia una grande miglioria. Adesso. Ok. Ringrazio l'ingegner Tibaldi innanzitutto perché continua in maniera insistente a dire delle bugie sul mio conto che sono molto brava, e questa non è sicuramente la prima volta, ma poi anche perché effettivamente, diciamo, tra le varie problematiche ambientali, il discorso elettrodotti secondo me rimane un problema primario sulla popolazione nostra italiana e poi comunque anche europea. Questo ve lo dico perché di lavoro io faccio il tecnico ambientale, sono una libera professionista e do sia consulenze in ambito così in materia di elettrosmog ad ampio spettro, ma anche poi in realtà in altri campi, e devo dire che tra le varie problematiche, oltre ai rifiuti, il campo elettromagnetico dal punto di vista sanitario incide veramente tanto e molto sulla popolazione. Oggi, in questa serata, che tra l'altro, almeno per quanto riguarda il mio intervento, cercherò di fare il succinto, quindi ci orienteremo sulle cose principali, andremo a individuare la prevedibilità degli effetti sugli individui connessi all'esposizione di campi elettromagnetici. Parliamo di prevedibilità degli effetti perché dal punto di vista, cioè volendo vederla da un punto di vista medico, non siamo ancora arrivati a quel dato epidemiologico fondamentale che con certezza ci può dire che a quella distanza ben precisa riusciamo a beccarci, tra virgolette, il cancro. È abbassato troppo. Acceso lo spento, quindi La lucetta c'è. La lucetta c'è. Vabbè, cercherò di urlare un po', ma non è per me, vado contro questi. Ok, quindi dicevo, diventa molto difficile veramente capire a
quale distanza possiamo attribuire la possibilità di predisporci a una patologia cancro oppure una leucemia infantile che è abbastanza riconosciuta da esposizione al campo magnetico. Ok, andiamo avanti. Io faccio parte anche del Coordicom, non è altro che un coordinamento di comitati territoriali del Friuli Venezia Giulia a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. È nato moltissimi anni fa e diciamo che quando possiamo cerchiamo in qualche modo di supportare i cittadini che non riescono a portare avanti degli abusi ambientali. Tutti sanno a che cosa ci riferiamo quando parliamo di... Pronto. Diciamo che ci riferiamo a questo eccesso di campi elettromagnetici sia prodotti artificialmente dall'uomo che poi vanno a sommarsi in realtà anche a quelli di origine naturale. Quindi ci riferiamo a un surplus di radiazioni che vanno in qualche modo come dire, a inficiare le condizioni fisiche sia ambientali ma soprattutto quelle biologiche sull'uomo, sugli animali e sulle piante. Ma perché diciamo si va a studiare in maniera così profonda quello che è il ruolo del campo magnetico, del campo elettrico sulla cellula biologica umana? Perché all'interno del nostro corpo umano noi siamo come un circuito elettrico in continuo movimento e quindi ci sono dei ruoli primari che vengono svolti all'interno della nostra attività biologica enzimatica. Tra questi sono le funzioni della membrana cellulare, lo sviluppo, crescita e riparazione dei tessuti, l'attività neuromolecolare e la secrezione ghiandolare. Quindi voi capite che quando noi parliamo di campo elettrico e campo magnetico, parliamo di tutto il corpo umano. In effetti le molecole specializzate che compongono in qualche modo il nostro organismo sono costituite da DNA, catene proteiche, enzimi, che poi sono dei catalizzatori biologici, eccetera. Però è importante sapere che il nostro corpo in un certo senso rispetta la geometria, cioè tutte queste molecole all'interno del nostro corpo devono avere un ordine conseguenziale. Se per qualche motivo questo ordine vettoriale delle molecole viene, diciamo così, in qualche modo variato, succede che il corpo può reagire in maniera diversa rispetto a quello che noi solitamente siamo abituati. Quindi possiamo dire che le nostre cellule biologiche lavorano come delle calamite, sono come dei dipoli e quindi attirano determinate molecole sia sotto la forma anionica, quindi con la carica negativa, oppure cationika con la sua carica positiva. Quindi vediamo cosa succede quando il corpo umano con la sua cellula biologica si pone in condizione di essere vicino ad una sorgente di campo magnetico, elettrico, oppure in questo caso anche di un elettrodotto. Diciamo che quando l'intensità o la polarità del campo elettromagnetico all'interno del plasma cellulare viene modificata, e guardate che questo succede ogni volta che il corpo umano si mette in condizione di essere attraversato da una sorgente esterna, quindi non parliamo solo di elettrodotti, parliamo anche di stazioni radiobase, wifi, microonde, tutto quello che può essere elettrosmog, la vita della cellula ne risente. Perché ne risente? Perché la sua frequenza di emissione, che in condizioni normali a 70 mV, lavora a un regime diverso, quasi sempre molto più basso. Quali possono essere le conseguenze? Perché alla fine di questa serata noi non ci interessa fare un lavoro, diciamo così, quarkeriano di capire com'è il corpo umano. Ci interessa sapere quando la cellula biologica all'interno del nostro corpo ne risente nel momento che è attraversata da una sorgente esterna. La cellula può reagire in due modi. O impazzisce, producendo molecole non necessarie nocive per l'organismo, e questo può essere l'inizio di un meccanismo, per esempio, autoinduttivo da cancro, quindi un meccanismo tumorale, oppure può anche morire, quindi parliamo di necrosi. Vediamo un attimino che cosa succede dal punto di vista della
statica quando siamo vicini a una sorgente. Perché la molecola reagisce in questo modo? Perché impazzisce o produce sostanze nocive? Perché... Andiamo ancora un po' avanti, grazie, scusami. Ecco, qua si vede molto bene. Per esempio nella prima figura a sinistra in alto si vede che si ha una polarizzazione atomica. Grazie. Per esempio nel primo caso vedete che il vettore campo elettrico è assente. Cioè supponiamo che noi non siamo vicini a una radiazione di qualsiasi tipo. Cosa succede? Vedete che il nucleo, quindi il DNA della cellula biologica, rispetto alla nube elettronica, quindi tutto quello che circonda il nucleo, è sferico. La nostra cellula biologica è più o meno sferica geometricamente. Vediamo che però accanto a questo esempio abbiamo una situazione di vettore, quindi di campo elettrico presente, e vedete che qui è come se ci fosse questa polarizzazione. Questa forma geometrica sferica viene abbandonata per formare come una geometria ad uovo. Questa cosa non va bene. La cellula biologica risente di questa cosa ed è a questo livello che comincia e può emettere, diciamo, delle sostanze tossiche o impazzire, come avevamo spiegato precedentemente. Ok, quindi abbiamo visto che esiste una situazione sanitaria, ci può essere una conseguenza sanitaria nel momento che noi ci esponiamo vicino ad una sorgente. Poi bisogna vedere per quanto tempo, per quanti giorni, se solo è campo elettrico, se magnetico, se campo elettromagnetico, eccetera. Quindi andiamo a capire che cosa significa avere un elettrodotto vicino. Quando parliamo di inquinamento elettromagnetico, elettrosmog, spesso alcune persone che non sono del settore ritengono che campo elettromagnetico, campo elettrico e campo magnetico siano la stessa cosa. Invece non è così. Quando lavoriamo a bassa frequenza e quindi ci riferiamo ai 50 Hz, nel caso nostro europeo, oppure 60 Hz, che comunque è la rete di frequenza americana, lavoriamo su delle frequenze basse, quindi al di sotto del 100 MHz, dove, state bene, ascoltate bene questo concetto perché è importante, dove il campo elettrico e il campo magnetico costituiscono due entità fisiche ben distinte. È come se nello spazio questi due campi, nel momento che io ho una sorgente, questi due campi viaggiano per gli affari loro. Quindi voi capite che dal punto di vista sanitario potremmo avere delle malattie per il campo elettrico e a queste sommarne altre per il campo magnetico. Quindi parliamo di basse frequenze, esempio campi statici, elettrodotti e cose di questo tipo. Viceversa, quando parliamo di alte frequenze non parliamo più di due campi completamente diversi, perché ad alte frequenze, quindi dai 100 MHz in su, non si vede? Sì, se n'è andato. Sono molto dispiaciuta. Ti manca la presentazione. Ok, vediamo se riusciamo a ripristinare. Se non riesci. Appunto ci sarà stata qualche interferenza da sorgente da campo elettromagnetico. Ok. Beh, io intanto vado avanti. Quando invece parliamo di alte frequenze parliamo di campi che sono accoppiati strettamente connessi con loro, tra di loro. Questo significa che dal punto di vista della salute, quando parliamo di onde elettromagnetiche, non più di campi, ma di onde elettromagnetiche, dal punto di vista sanitario, voi vedete, è ovvio pensare che le patologie aumentano, perché non abbiamo più la componente magnetica o solo ed esclusivamente la componente elettrica, abbiamo il surplus di entrambe le onde. Che cosa possiamo capire? Inoltre anche poi da questo concetto di campi, che se dobbiamo fare delle misure pratiche per misurare il campo elettrico, il campo magnetico e le onde elettromagnetiche ad alte frequenze, rispetto alla sorgente, dobbiamo distinguere due concetti diversi. E a me qua dispiace perché forse diventa complicato non visualizzare.
cercherò di essere semplice. Uno dei problemi principali quando si va a misurare un'onda elettromagnetica, quindi in volts su metro, quello che una stazione radiobase può emettere, oppure quando andiamo a misurare il campo magnetico in microtesla, per esempio dell'elettrodotto, è che abbiamo a che fare con dei concetti di campo completamente diversi. Perché nel caso, per esempio, di una stazione radiobase, adesso non vi riesco a spiegare il perché, però al lato pratico noi andiamo a misurare un campo molto lontano rispetto alla sorgente, una questione legata alla lunghezza d'onda. Ma cosa significa questo al lato pratico? Significa che i due campi sono ben separati, quindi non c'è incertezza nella misura. Quando l'ARPA riesce a dare un valore 5, 6, 7 o 0,5 volt su metro, si va a supporre che quel valore sia molto attendibile dal punto di vista pratico della misurazione. Quando invece andiamo a misurare il valore del campo magnetico o campo elettrico dell'elettrodotto, siccome rientriamo in un concetto di campo molto vicino e quindi non facile da distinguere nelle immediate vicinanze dell'elettrodotto, lì ci può essere un certo range di incertezza e questo non aiuta dal punto di vista degli studi epidemiologici. Quindi già da qua capite che dal punto di vista fisico non è facile rilevare e distinguere una netta differenza tra i due campi nel momento del rilevamento della misura. C'è una certa imprecisione. Allora, che cosa possiamo dire adesso, entrando proprio nel vivo degli elettrodotti? Che nel caso del campo elettrico e del campo magnetico prodotto dagli elettrodotti, la cui tensione può raggiungere dei valori abbastanza elevati, riusciamo a lavorare fino a 380 volt, che questi sono dati che più o meno tutti conosciamo. Però l'azione di questi campi ovviamente si esplica su distanze diverse e poi vi farò un esempio perché anche proprio per capire abbastanza attentamente cosa è meglio orientarsi, se un elettrodotto aereo o piuttosto uno interrato, al di là della misurazione del concetto di campo vicino. Poi, quando parliamo di elettrodotti, voi sapete che il campo elettrico viene schermato sia dagli edifici ma anche poi dall'uomo stesso, perché l'uomo funge in qualche modo da conduttore elettrostatico, quindi fa da terra. Di conseguenza, tutte le malattie che fino ad ora sono state studiate si individuano quasi esclusivamente dalle conseguenze del campo magnetico. La componente elettrica non esiste proprio perché può essere schermata. Anche un'abitazione, per esempio, specialmente se è fatta in pietra, è in grado di schermare il campo elettrico. Ovviamente il legno no. Più la casa è fatta di legno, di vetrate, eccetera, meno sarà in grado di schermare la componente elettrica. Quindi l'ideale sarebbe comunque costruire un'abitazione che tende in un certo senso a una costruzione in cemento armato o comunque in pietra e soprattutto circondarla di alberi, perché ovviamente l'albero funge da terra. Però il campo magnetico invece rispetto appunto al campo elettrico non è facilmente schermabile. Ecco perché paradossalmente quando parliamo di malattie legate agli elettrodotti possiamo quasi attribuirle solo alla componente magnetica. Ma io aggiungo sempre, perché spesso chi non fa parte degli addetti, la frequenza non è l'intensità dei due campi, che spesso invece mi viene chiesto nelle domande successive. Ecco, allora, a questo punto ci viene da chiederci, dobbiamo creare una percezione dell'entità dell'impatto sanitario, quindi di quello che può essere il danno sulle persone. È ovvio che se andiamo a monitorare l'entità dei due campi dobbiamo trovare un compromesso sul discorso del campo vicino che vi spiegavo prima. Ecco perché l'ARPA, quando va a monitorare un elettrodotto, non lo può fare esattamente nella linea di mezzeria dell'altezza massima del traliccio, lo deve fare anche man mano che la distanza diminuisce rispetto all'ubicazione fisica dell'elettrodotto. Poi,
Dal momento che i campi elettrici e magnetici hanno proprietà differenti, è ovvio che l'effetto biologico sulla persona non sarà simile. Spesso noi parliamo di effetti biologici e anche poi di effetti acuti, effetti poi anche cronici, e molto spesso le persone non riescono bene a distinguere. Quando parliamo di effetto biologico parliamo di una variazione fisiologica naturale dell'esposizione. Per esempio, andiamo a camminare sul campo, passiamo sotto l'elettrodotto, la nostra cellula biologica varia un pochino in termini di differenza di potenziale. Passato l'elettrodotto, la nostra cellula biologica continua a lavorare a 70 mV. Questo è un effetto biologico momentaneo. Invece, quando parliamo di effetto biologico acuto, o che potete anche leggere questa terminologia su qualche rivista, intendiamo sempre una conseguenza immediata all'esposizione, ma soprattutto oggettiva, nel senso che se io mi sono fatta un pranzo con un certo tipo di alimentazione, ho dormito 8 ore, passo sotto l'elettrodotto, magari la mia cellula biologica lavora a 60 mV. Un anziano che magari non ha mangiato in maniera tanto sana o comunque ha uno stile di vita paradossalmente non così consono a quello che sarebbe per lui, è ovvio che la sua differenza di potenziale può scendere fino anche a 30-40 mV. Quando invece parliamo di effetto danno alla salute, qua entriamo invece in un concetto molto più grave, perché significa che è un effetto che l'organismo in qualche modo non può più compensare. Quindi entriamo in quel discorso che è stato affrontato all'inizio del mio intervento, quando si parlava che la cellula biologica a un certo punto non può più mitigare, non è più capace di mitigare questa sorgente esterna, per cui impazzisce o muore. Ecco perché diventa un rischio vivere accanto a un elettrodotto in maniera continuativa, perché l'esposizione c'è sempre. Ovviamente può diminuire nell'arco della giornata a seconda del carico che ci può essere sull'elettrodotto, a seconda se ci può essere umidità oppure no, e anche poi da altri fattori, insomma, dell'altezza dell'elettrodotto, dell'esposizione delle fasi e altre caratteristiche tecniche. Tra le varie interazioni biologiche dei campi magnetici, quella che va ricordata principalmente è un lavoro che è stato, tra virgolette, costruito, diciamo così, da Lipper nel 1979 insieme a un altro suo collega, che segnalarono negli Stati Uniti una correlazione fra leucemia infantile e abitazioni adiacenti a linee di distribuzione dell'elettricità. Quindi hanno confermato un rischio di, un rischio cancerogeno a 60 Hz già nel 1979. Quindi voi pensate, noi tuttora in Italia c'è ancora questo dubbio. Poi in realtà alcuni ricercatori sempre in quegli anni avevano segnalato anche che l'esposizione a queste basse frequenze può sopprimere la secrezione di melatonina e quindi anche indurre delle gravi difficoltà a prendere sonno. Diciamo che oggi, nel 2012, se vogliamo appoggiarci a vari studi telebiologici in qualche modo internazionali, perché vi ricordo, vorrei spendere giusto una parola per dire come funziona in Italia la ricerca. Non tutti sanno. Purtroppo l'università nostra, le nostre università italiane in questo momento sono in grado di dare ai ricercatori un paio di penne, di qualche matita e 2 block notes. Quindi voi capite che le ricerche nostre italiane sono molto limitanti, perché non avremo i fondi per portare avanti delle ricerche veramente esaustive. Viceversa, lo possiamo fare in Italia solo se siamo in qualche modo, se le persone, se questi ricercatori, non parlo di me, parlavo il plurale, non è legato al mio lavoro, solo se questi ricercatori in qualche modo si appoggiano a delle grossissime aziende come possono essere quelle farmaceutiche, che trovano i fondi per sovvenzionare la ricerca, però scusatemi, completamente pilotata, nel senso che questi ricercatori sono stati, per esempio nel caso della Bayer, andare a individuare un'alternativa all'acido acetilsalicilico, la famosa aspirina, per farvi un esempio. Quindi in Italia tutte le ricerche sono pilotate. Ecco perché non ci sono studi epidemiologici indipendenti.
No, in Italia i studi che sono stati fatti, epidemiologici per esempio nel caso di persone esposte alle antenne, sono comunque fatti da ricercatori team, WIND, quindi capite che sono ricerche di parte. Altri disturbi che si possono poi attribuire sempre diciamo così agli elettrodotti sono legati anche alla tensione. Quindi oltre alla corrente c'è questa componente della tensione che può creare in qualche modo l'effetto corona, problematiche legate all'ozono, agli NOx, quindi alla qualità dell'aria, ma anche e soprattutto al rumore, perché l'effetto corona crea un rumore che può essere dettato poi anche, come parlavamo prima appunto con l'ingegnere Tibaghi, può essere legato al fatto che il vento spesso può creare un movimento vibratorio dell'elettrodotto e quindi in questo modo diciamo si crea un rumore continuo che, guardate, per una persona che vive vicino non è un rumore che va sottovalutato, perché voi lo potete avere in maniera molto persistente e anche poi continuativa durante l'arco della giornata. Ecco, quindi vedete che tra i vari effetti danno alla salute possiamo parlare proprio di vere e proprie induzioni di corrente elettrica all'interno del corpo umano. Io adesso salto una serie di dati che riguardano gli studi epidemiologici sul metodo, perché vi posso solo dire che esistono tanti fattori confondenti per andare a studiare un gruppo di popolazione vicina a un elettrodotto. Però sicuramente l'Italia non sta andando molto avanti perché facciamo sempre riferimento a quel famoso decreto del Presidente del 2003 in cui i valori sono sempre quelli, 100 microtesla, la componente di induzione magnetica, che poi tra l'altro è anche una raccomandazione europea del 1999, quindi nel 1999 noi continuiamo a mantenere questo valore qua massimo di 100 microtesla. Questo è quello che prevede la legislazione italiana per la popolazione, parliamo del DPCM numero 200. E è vero che però hanno inserito questo obiettivo di qualità però solo per nuovi insediamenti o impianti in cui non si può superare i 3 microtesla. E voi direte, è un valore basso rispetto a 100, sicuro, però tutti gli studi epidemiologici che sono stati fatti correlati alle leucemie infantili riguardano i 0,2 microtesla, non 3, 0,2 microtesla. Quindi ormai possiamo dire che a livello mondiale si sa con certezza che a 0,4 microtesla assorbiti ripetutamente possiamo incorrere a un rischio di sorgenza di leucemia infantile. Peccato che non posso mostrarvi dei grafici di come diciamo possono diminuire di come può diminuire l'induzione magnetica, quindi il campo magnetico aumentando la distanza, perché questo vi farebbe capire perché se avessimo la possibilità sarebbe opportuno orientarsi su un elettrodotto interrato piuttosto che aereo. Però quindi ecco, diciamo che anche su uno però interrato ci sono dei fattori che vanno considerati, a parte i costi di installazione, di manutenzione e di perdita di energia, che secondo me questo ci interessa poco perché potrebbe essere un discorso legato effettivamente esclusivamente al gestore. Però nel caso invece della salute della popolazione è interessante sapere che tra i vari problemi di impatto ambientale abbiamo gli scavi nel momento che si decide di interrare un elettrodotto. Lo scavo, io ve lo dico perché essendo un tecnico ambientale non lavoro solo in materia di energia, lavoro anche su quello che può essere il concetto della qualità dell'aria. Uno scavo implica trasporto implica in qualche modo inquinamento e quindi alterazione della qualità dell'aria. Poi abbiamo altri problemi non solo legati agli scavi, ma anche il massello di cemento, eventuale olio minerale, riscaldamento del terreno e vari aspetti in materia della geobiologia, che tra l'altro è la mia specializzazione ed è poco conosciuta in Italia perché la geobiologia in Italia non è ancora riconosciuta e riguarda appunto come e quanto la cellula biologica può essere inficiata da queste energie della terra, energie telluriche.
Vi ricordo che però nel caso di un elettrodo interratto, se nelle immediate vicinanze ci fossero delle faglie, queste possono portare delle risalite di dispersione di campo magnetico, anche a chilometri. E questa è una materia che in Italia purtroppo non è ancora molto studiata, perché la geobiologia è appunto riconosciuta in Germania e in altre nazioni. Ecco, io direi che dal punto di vista scientifico, diciamo correlato poi all'aspetto sanitario e alla salute, io avrei terminato il mio discorso. Però vi vorrei leggere, se ho ancora un minuto, ce l'ho, avete visto? Perfetto. Vi vorrei leggere una serie di osservazioni, ma molto veloci, che ci fanno un po' riflettere su come un gestore in generale, quindi non parliamo solo di impianto o di impianti di elettrodi, parliamo anche di impianti di stazioni radiobase, come anche in Italia, sempre di più dal punto di vista giuridico, possiamo attribuire a delle responsabilità a questi gestori. Quindi ci si chiede dove si può ravvisare la colpa penalmente rilevante a carico di coloro che sono titolari e responsabili quali gestori di elettrodotti, antenne, eccetera, di un impianto che genera campi elettromagnetici dannosi per la salute umana. La colpa si ravvisa nella inosservanza di regole precauzionali di condotta. È altrettanto logico che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità preventivo e preliminare a livello tecnico-scientifico non deve ricercare la specifica, e qui vi consiglio di ascoltare, e certa rappresentazione dell'evento dannoso, ma è sufficiente il concreto e ragionevole rischio che esso si verifichi. Guardate che questo giuridicamente significa che nel momento che noi azioniamo qualsiasi impianto, io gestore rispondo, ma non è che rispondo sul concetto di possibile, diciamo così, prevedibilità che si verifichi, ma proprio già mi metto nel concetto di non evitabilità. A tal proposito va ricordato che sussiste un consolidato orientamento della Cassazione in origine di materia di inquinamento da rumore dell'aria e di recente anche materia di inquinamento elettromagnetico. Quindi, a nostro avviso, ormai, dopo anni di campagne ed affermazioni scientifiche chiare ed autorevoli, gli effetti nocivi dell'inquinamento elettromagnetico sono stati comprovati in linea generale. Il titolare di impianti che generano onde elettromagnetiche non può certo appellarsi all'assenza di percezione di prevedibilità dell'evento. Va rilevato che la consapevolezza diffusa sulla prevedibilità dei rischi alla salute connessa all'eccessiva vicinanza degli impianti agli insediamenti abitativi può costituire supporto anche poi all'elemento psicologico del reato. Cioè il fatto che voi avete un elettrodotto vicino a un centro urbano, questo crea già un elemento psicologico disturbante per la persona. Dovendosi sottolineare che in materia di inquinamento elettromagnetico deve trovare applicazione il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile ed attuabile al fine di evitare danni alla salute umana. Dunque, il titolare dell'impianto attua un comportamento caratterizzato da negligenza ed imprudenza quando non è in grado di riconoscere ed affrontare le situazioni di rischio per la salute generate nell'esercizio della loro attività. Questo è fondamentale perché nessun gestore di elettrodotto è in grado di dirvi che voi da qua a 10 anni non sarete in grado di sviluppare una leucemia. Nessuno. Non c'è nessun gestore che vi può mettere questa, che vi può certificare che voi non sarete in grado di predisporvi a una malattia di questo tipo. Un'altra cosa che secondo me non tutti sanno è che il sindaco è responsabile in termini di salute, diciamo di tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. E come sancito tra l'altro dall'articolo 32 della Costituzione italiana. E questa è una cosa fondamentale che spesso i sindaci non considerano nel momento che possono dare anche un parere positivo attraverso il loro ufficio tecnico su antenne, ma anche elettrodotti non a 380, ovviamente anche con tensioni molto più ridotte.
Quindi sul piano della rilevanza giuridica si è pertanto che tale norma stabilisce che l'individuo in quanto cittadino, noi in quanto cittadini, vantiamo nei confronti dello Stato un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria salute, intesa non solo come bene personale ma anche come bene dell'intera collettività, che ha bisogno appunto di essere tutelato nel gruppo. Quindi non dobbiamo sempre metterci, come dico io, scusate il termine, a 90. Noi vantiamo dei diritti e quindi è giusto che questo tipo di diritto venga portato avanti. Grazie. Bene, abbiamo preparato un bellissimo PowerPoint, possiamo vantarcene, tanto non lo vedete, quindi dovete credere. No, comunque la cosa si complica un po', ma relativamente. Io vorrei partire prima dal vedere 20 minuti, mi ha detto, io ero già pronto per 2 ore e mezza, ma 20 minuti, vabbè. Diciamo che ahimè sarebbe stato bello vedere l'elettrodotto nella sua dimensione e reale rispetto a oggetti di dimensione nota, perché altrimenti a uno sfugge quella che è la proporzione, specialmente per oggetti che vanno verso l'alto. La questione è che rispetto a un elettrodotto che è impostato con dei tralicci alti 70 metri e spaziati 400 metri, perché questo? Per farne di meno? Quindi si fanno tralicci più alti per farne di meno sul territorio. Questo è un po' il senso, e anche per scavallare quelli esistenti, quindi per essere più alti, per poterli sovrappassare. Questa è la logica, e la logica è stata quella di trovare un percorso il più possibile debole, percorso sociale debole o socio-ambientale, cioè il risultato qual è stato? Una linea che anziché andare dritta in quella direzione o seguire gli assi viari principali, va a zig-zag in mezzo ai campi, schivando le borgate e i paesi del Friuli. Quindi il meccanismo, il concetto è quello di ridurre, indipendentemente dal reale valore ambientale, del futuro sviluppo paesaggistico, eccetera, ridurre le rogne, passando i terreni di contadini che manco si parlano fra di loro e quindi non oppongono resistenza. Questa è stata la logica, altro che la pubblica inchiesta come si fa in Francia o come si deve fare in Germania o come si fa in Inghilterra. Colpifera. Qui è stato adottato un sistema fraudolento, letteralmente fraudolento, che prosegue sino al giorno d'oggi. Con che cosa? Con l'ultima trovata che suggella tutto il percorso di questo elettrodotto, ma anche del rigassificatore, ma anche dei nuovi gasdotti che attraverseranno questa regione. Da cosa? È stata organizzata una nuova legge regionale che è qualcosa di delittuoso e che io spero che questa gente se ne vada a casa tutta alle prossime elezioni, e chi arriva rimetta mano su questa legge, perché è una cosa assolutamente vergognosa, una legge che ha sancito letteralmente la rinuncia della regione di ingerirsi nella scelta di quelli che sono i principali elementi costitutivi del trasporto energetico e della produzione energetica nella nostra regione. Poi questi signori continuano a piagnucolare dicendo: ci hanno portato via l'autonomia.
se la sono regalata l'autonomia, l'hanno venduta l'autonomia, per un pezzo di pane l'hanno venduta, vergogna. Questo hanno saputo fare. Non solo, ma hanno sfilato dalle mani dei comuni e quindi dalla responsabilità degli amministratori locali, rendendoli succubi e inermi e dipendenti ancora di più ogni facoltà decisionale. Non parliamo poi di quella che è la facoltà della gente di poter o dover intervenire in soccorso di una scelta ottimale, non contro una scelta, ma in soccorso di una scelta ottimale, che fatta la dovuta sommatoria e trovando il dovuto equilibrio dovrebbe rappresentare la soluzione migliore in assoluto. Bene, noi cominciamo questa vicenda subito, immediatamente, denunciando quelle che erano le manovre organizzate ancora ai tempi della stagione Illy da questo assessore Lodovico Sonego, il quale cosa ha fatto insieme con la Terna? La Terna, per chi non la conosce, è una grande società nata da niente, gestita in buona sostanza dall'uomo della Ferilli, che ha fatto il direttore della RAI su nomina di Berlusconi e che è ancora lì dopo tanti anni e continua a perpetuarsi nelle braccia della Ferilli. È una società che vive con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, cioè nostri, e vive elegantemente con le nostre bollette, quindi che non rischia assolutamente nulla, che sta in una posizione di comodo perché non è società pubblica in quanto è una SPA, quindi ha le libertà della SPA ma ha i vantaggi di chi comunque riceve i soldi da noi e dallo Stato, che poi siamo noi. Quindi che è diventata la 7ª società al mondo nel trasporto dell'energia massiva. 7ª società al mondo, cioè davanti a lei ci sono 2 società cinesi, 2 americane, una mi pare brasiliana e un'altra tedesca, se non vado errato. Ecco, questo è il meccanismo, cioè siamo noi, dovremmo essere noi i padroni di questa società, invece questa società ci possiede letteralmente e decide quello che vuole. E decide quello che vuole perché noi abbiamo un'autority per l'energia che fino a poco tempo fa era gestita da un friulano, sciaguratamente, di Mortegliano, e costui, se voi andate a rivedervi le registrazioni del 2007 nell'audizione che ha reso al Parlamento, ce la mette sia in mano i capelli. Cioè voi vi rendete conto che noi abbiamo un'autority per l'energia che non è un'autority, è un simulacro di autority, cioè è una struttura che dovrebbe governare l'energia nel nostro paese e invece è governata dai controllati. Ovvero, siccome da noi, e questo è il dato vergognoso, l'autority, cioè il controllore, viene mantenuto dai controllati, i controllati, d'accordo con lui, non gli mandano i soldi che gli devono. Ne mandano pochi, il 30%, il che consente all'agenzia di dire non posso fare controlli, a malapena sopravvivo con i soldi che mi danno, perché non me li danno tutti. E quindi cosa faccio? Delego ai controllati certe funzioni di controllo. Bellissimo, bellissimo, da paese sottosviluppato, che ha un grande handicap in più, che è quello di non avere, nemmeno il Burundi è così, di non avere il piano energetico nazionale da 22 anni a questa parte. La piccola Slovenia fa il piano energetico
e non solo lo fa per sé, ma lo manda ai paesi vicini, compresa l'Italia e compreso il Friuli Venezia Giulia, sebbene nessuno ne viene informato, perché tutti possano fare le osservazioni a quel piano. Noi da 24 anni, non da 22, da 24 anni, non abbiamo un piano energetico nazionale. Cioè le linee guida chi le stabilisce? Le stabilisce l'Enel, l'Eni, la Terra. Loro, l'Edison, questi, loro stabiliscono le linee e si arrangiano come vogliono, al punto che la Terna, per le cosiddette congestioni, che sono nient'altro che il malfunzionamento del trasporto energetico massivo, prende più soldi. Cioè lei, che dovrebbe garantire il flusso regolare da nord a sud Italia, eccetera, guadagna di più nel momento in cui non funziona. Ma vi dirò di più: chi è pratico di Roma, arrivando da Fiano Romano con l'autostrada, arriva in vista di un quartiere periferico, e in questo quartiere periferico la Terna ha un bunker dove vivono 5 persone, dove lavorano, operano 5 persone di cui uno non sa né il nome né il cognome né dove abitano, sono come se fossero dei servizi segreti, e loro disciplinano il flusso dell'energia in entrata e uscita da qualsiasi fonte con un potere stratosferico. E loro dovrebbero essere i controllati, non i controllori, e loro aprono i rubinetti dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Slovenia, dal coso, da quella centrale piuttosto che dall'altra. Oh, questo è il potere. Lì viaggiano fior di soldi. Ebbene, ecco, in questo contesto si può fare tutto, e nella nostra regione, che ha una particolarità, cioè quella di essere una regione di confine, è stato introdotto una legge nazionale che consente la costruzione di linee al di fuori della gestione della Terna. Sono linee meno potenti e sono le cosiddette merchant line, linee mercanti, lo dice la parola stessa, sono linee di affari, che hanno la prerogativa, ma poi si modifica anche questo, di collegare una sottostazione elettrica dal paese vicino alla prima sottostazione elettrica in Italia. Vengono concesse all'amico dell'amico e con imbrogli che non vi dico, perdonate la rima, ma sono cose che urlano vendetta, perché nel senso che costoro avranno la libertà per almeno 15 anni di gestire il flusso dell'energia che vorranno, di qua, di là, come gli pare. Ecco, allora nasce le prime modeste collegamenti, quello dell'Isontino, che è stato concesso amabilmente alla Slovenska Kmečka banka, e diciamo a quel mondo sloveno che sta attorno a più altri, più c'è sempre l'Enel dentro, poi l'altra alla vecchia Cegas, che fa l'altro collegamento da Montedoro, Trieste, e arriva anche lui a Coso, a Re di Puglia, e poi tocco finale è il famoso elettrodotto della Carnia, il quale elettrodotto della Carnia, al quale, siccome è un boccone di straordinaria importanza, ci sono 3 concorrenti che partecipano a quella potenziale gara, diciamo, potenziale. Il gruppo Pittini come capofila, il gruppo Burgo come capofila, e poi il gruppo di una società collegata che sta già sul posto e che è collegata a dei Veneti. Bene, gruppo Pittini propone l'elettrodotto aereo per arrivare in Austria.
il gruppo Burgo tutto interrato, compreso anche l'attraversamento del valico che avverrebbe nella famosa galleria, quella che porta l'oleodotto ad Ingolstadt. Tutto interrato, per le strade, eccetera, regolarmente interrato. L'altro, il terzo, fa una cosa, una via di mezzo. Cosa succede? Nel 2008, all'inizio del 2008, un alto funzionario della regione Friuli Venezia Giulia, su ordine del nostro muscoloso Lodovico Sonego, scrive, guardate, questo ha dell'incredibile, ma le lettere ci sono, ve le do se volete. Scrive al partner di Pittini, in inglese, gli scrive una lettera chiedendo al partner di Pittini, però facendo credere che il partner di Pittini è l'autorità massima austriaca, si rivolge al partner di Pittini titolandolo come se fosse lo Stato austriaco e gli chiede: come dobbiamo regolarci noi dalla parte nostra? Come volete che facciamo l'elettrodotto dalla parte nostra? Cioè una regione che chiede a un'autorità straniera come si deve comportare in casa propria, cioè ma in barba a tutte le leggi, al via, a tutte le procedure, chiede a loro l'avallo con questo imbroglio. L'austriaco risponde con un certo imbarazzo, devo dire. Risponde dicendo: io preferisco l'elettrodotto aereo. Perché? Perché il partner, d'accordo con Pittini, preferisce quello che preferisce Pittini, cioè quello che costa di meno, no? Evidente. Evidente. Bene, la notizia bella organizzata, impacchettata, arriva a Trieste, immediatamente al telegiornale. E qui il vero grande problema che abbiamo in questa regione con dei politici squalificati, abbiamo un problema di stampa squalificata e di media squalificati, vergognosamente squalificati. La RAI al notiziario delle 2, nella persona dell'allora segretario dell'associazione Villotta, quello col farfallino, ve lo ricordate, dà la notizia che l'autorità austriaca ha ordinato al Friuli Venezia Giulia di realizzare l'elettrodotto aereo perché è più sicuro. Cioè la gente non si accorta di niente perché non ha saputo di queste lettere, di questo imbroglio, e l'autorità. Io chiappo il telefono, telefono a Villotta e dico: ma sei impazzito? Cioè, ma che notizia dai? Ma chi te l'ha detto? Cioè, te l'ha detto Sonego. Allora riferisci che te l'ha detto Sonego, non darlo per oro colato. Ma che giornalismo è questo qua? La sera ha cambiato un po' la cosa. Questo è il meccanismo. Cos'è successo? È successo che grazie a questo la Burgo ha rinunciato a presentare il proprio progetto e ha fatto una società insieme con Pittini e si sono tutti riaggomitolati sull'elettrodotto meno costoso, però il più impattante. Bene, tanto per chiudere questa vicenda che io ho denunciato e spero che li mettano in galera, ma cosa succede? Succede alla fine che la gente, avete sentito le manifestazioni che abbiamo fatto in Carnia 2 anni fa, l'altro anno, eccetera, la gente si incavola, soprattutto quella della valle del But. E succede anche che la regione è chiamata a dire la sua, ma la regione, in uno stato confusionale assoluto ed una incompetenza tecnica assoluta e una indipendenza assolutamente erosa che non esiste più nel burocrate regionale, cosa fa?
promuove d'accordo con i politici la soluzione peggiore, alternativa. Dice, allora, sotto andiamo in aereo, nella zona della vallata, in pianura, eccetera. Quando si tratta di attraversare le montagne, andiamo interrati, che è la cosa più demenziale possibile, perché implica la costruzione di trincee, di strade di servizio in zone incontaminate che distruggono definitivamente quel territorio, ma non solo, ma lo rendono percorso e percorribile con strade che devono essere manutenute e tenute aperte per eventuali interventi di manutenzione. Questa è la gente che ci governa, questa è. Ma questo elettrodotto qua, questo qui, sapete com'è nato? È arrivato un giorno il nostro Sonego che con la Terna chiama tutti i sindaci della Bassa, tutti quelli che stanno fra, e non solo, fra Re di Puglia e Udine Ovest, e chiama dentro sindaci che non c'entrano niente con l'elettrodotto. 32 ne ha chiamati, però solo 13 erano coinvolti dalla linea. Perché l'ha chiamati bianca? Perché? Per questa operazione vigliacca, che è quello di tirare in ballo chi non soffre l'elettrodotto per farlo firmare, aderire a un accordo che lui approva l'elettrodotto. Ti credo, se non ce l'ha in casa è evidente che lo approva a discapito del comune vicino. E questa carognata continua ancora oggi a essere esibita, ancora oggi, per giustificare la decisione della regione. Vedete voi, su 32 quelli hanno firmato tutti, compreso anche il comune di Udine con il suo assessore Croattini, in odore di verde. Tanto per dirla, perché poi quando io sono andato da Croattini col mio amico, gli ho detto: ma sei impazzito? Ma hai dato l'autorizzazione per... Ma tanto a noi non ci riguarda l'elettrodotto. Ma voglio dire, ma a maggior ragione, santo Dio, no? Ecco, questo è quello che è successo all'inizio, ma non solo, guardate bene, i sindaci che sono venuti lì sono stati chiamati, come usano fare ancora adesso, sono stati chiamati loro senza un mandato politico, cioè senza avere un consiglio che gli dice vai e ci rappresenta. Poi senza avere una competenza tecnica, ma un briciolo, ma chi l'ha mai chiesto a un sindaco di avere la competenza tecnica in campo sanitario, in campo meccanico, di geotecnica, di coso, per tutte le scienze che sono coinvolte nella realizzazione di un impianto di queste dimensioni? Come può gestire la logica? Va bene, e lo chiamano e lo obbligano a firmare l'accordo. Questo prima che sia sviluppata quella che la legge stabilisce, cioè il percorso della valutazione di impatto ambientale, e senza un progetto in mano, una planimetria a 10.000 con una riga a matita segnata su una carta. Una planimetria che oltretutto non era nemmeno aggiornata, perché c'erano molte case che nel frattempo sono state costruite ma manco si vedevano nella cosa. Cioè uno la racconta sta cosa e non ti stenti a crederci. Bene, cosa succede? Non solo, ma quelli che erano un po' più restii ad accettare, allora subito li ha minacciati e gli ha detto: oi, vada bene che qua c'è la legge obiettivo, quindi o accetti o accetti, non c'è via di scampo. Per cui quel povero soggetto che era il sindaco di Palmanova esce e viene preso da Telefriuli, dobbiamo farla perché se no comunque c'è la legge obiettivo, allora tanto vale, ci conviene approvare l'opera. Allora qui c'è un deficit di democrazia, no? Non c'è un deficit di corrente, c'è un deficit di democrazia, di buonsenso, cioè inaccettabile.
E noi in quel contesto abbiamo fatto subito nel luglio del 2007 una diffida a tutti i sindaci, quelli che hanno firmato, quelli che non hanno firmato, eccetera, eccetera, dicendo: signori, è un'operazione abusiva, non avete titolo a firmare un bel nulla finché non aprite la decisione al Consiglio, non avete competenza tecnica, per cui non vi hanno fatto vedere nemmeno uno straccio di ipotesi alternativa, cosa che invece la legge obbliga e stabilisce, e il buonsenso anche. E quindi, ragazzi, mettetevi, qualcuno ha firmato lo stesso. Qualcuno ha firmato lo stesso, non solo, ma un sindaco, quello di Santa Maria la Longa, cosa ha fatto? È andato oltre. Quello di Santa Maria la Longa si è messo d'accordo per la compensazione ambientale e l'ha messa anche a bilancio subito. Cioè, ma robe da non credere. Ha perso le elezioni per questo, perché l'abbiamo fucilato per questa ragione, mi spiace. Cioè, ma l'ha messa a bilancio. Ha messo a bilancio, oltretutto, in una condizione per la quale la Terna diceva: chi firma piglia tanto, chi non firma la piglia nel secchio. Cioè, questo è un ricatto. Ma questo non succede nella peggiore delle repubbliche delle banane. E badate bene che noi avevamo dalla nostra una, che io ho richiamato in quell'occasione, subito, avevamo l'indirizzo che diceva, una linea di indirizzo dell'ultimo piano regionale dell'energia, che diceva: badate bene, le grandi linee le faremo lungo gli assi principali, possibilmente interrate. Quindi c'era anche un indirizzo, voglio dire, normativo che premeva in una certa decisione, ma la Terna assolutamente no, non ha voluto considerare un bel nulla, è andata avanti a testa bassa come gli pareva, e i ministeri hanno approvato quell'opera non ad horas, come si usa dire, ma a decimo di secondo, nel senso che riferiscono addirittura nei verbali loro che hanno ricevuto il progetto della Terna e lo hanno immediatamente diramato ai comuni. Quindi non hanno avuto nemmeno il tempo di aprire una pagina. Cioè, qui veramente c'è qualcosa che altro che in Danimarca, no? Di marcio in Danimarca. Qua c'è qualcosa di marcio qua, ma marcio che continua negli anni, perché negli anni abbiamo visto le peggio cose, le abbiamo dichiarate, denunciate, messe sempre verbalizzate e mandate avanti. Ma il tocco, diciamo quello più vistoso di tutti, qual è stato? Quando nel 2009, la faccio breve anche perché mancando un supporto e poi anche per una questione di tempo che dà spazio al dibattito, ma il momento culminante qual è stato? È stato quando la Terna ha voluto tagliare corto, badate bene, quando il bravo Sonego, approssimandosi le elezioni regionali che poi hanno perso, cosa ha fatto? Ha portato in consiglio regionale, in consiglio di giunta, nella giunta, ha portato la richiesta di poter firmare l'accordo con la Terna, Regione Terna. Sapete quando? Il 28 di dicembre. Tutte le decisioni venivano e sono state prese nel corso di questi ultimi anni o il 23, l'antivigilia di Natale, o il 28 di dicembre, o il giorno prima di Ferragosto, sempre in momenti di grande confusione e di invisibilità dei problemi. Bene, porta sta roba, il segretario regionale dice no, qua sento d'or di manette, non si firma, non si può prima di mandare avanti le procedure classiche, eccetera, di approvazione, di valutazione, eccetera. Non lo firmano, resta declassato con un nome particolare, generalità, che non significa un bel niente. Ebbene, nonostante questo, dopo qualche mese, già quando premevano le elezioni regionali,
Sonego, con grande clamore, anche qui la stampa ha messo del suo, ha firmato con il direttore della Terna l'accordo per la realizzazione, senza un progetto, senza niente, senza l'accordo, senza la decisione della Giunta. Cioè, di queste cose, ma bada bene, di queste cose se ne sono fatti vanto. Queste cose le riportano, le scrivono continuamente fino ad oggi, continuano a scrivere, cioè è stato deciso regolarmente, come, eccetera. Benissimo. Il 2 di luglio del 2009 i sindaci vengono convocati a Roma al tavolo del Ministero del MISE. Lo stesso giorno il nostro benamato governatore Tondo viene convocato in una trattoria romana insieme a altri 4 deputati della nostra regione e davanti a un piatto di mazzancolle ha giurato, ha detto: io approvo l'elettrodotto si farà, davanti al direttore della Terna che ha pagato il conto. Era anche un po', mi hanno detto i camerieri, un po' cosa, ma questo conta di meno. Cioè, in un contesto fuori dalle regole, prima che si sviluppi la valutazione di impatto ambientale, prima che abbia corso quella che è la legge, non la prassi, la legge, questo soggetto approva l'opera. Dopodiché è stata una continua manomissione delle possibilità di introdurre soluzioni alternative. Basta dire che la cosa che noi abbiamo proposto poi, proprio nel 2009 è venuta fuori, la stessa Terna realizza un elettrodotto interrato dalla Francia, dal confine francese a Torino, in condizioni morfologiche che non sono le nostre, che non sono certo le nostre, lungo l'autostrada, e lo fa al 50% con Gavio, con il proprietario, con il concessionario dell'autostrada, il quale ci guadagna una barca di soldi, e noi deficienti che abbiamo la proprietà dell'autostrada non siamo in grado di fare una cosa del genere. Dal 2009 al 2012. Al 2012, no, la situazione finale è questa, che noi abbiamo dovuto ricorrere, ecco qua, questo è il ricorso che coinvolge il più grande ricorso mai fatto in Italia, 300 persone, di cui la metà proprietari dei terreni sotto l'elettrodotto e altri o frontalieri o diciamo gente che sta di fronte o nelle vicinanze o no, e questa è invece il ricorso, quello è il ricorso al TAR del Lazio, che è obbligatorio farlo lì, e questo è il ricorso invece che ho presentato la settimana scorsa con un altro gruppo di proprietari al Presidente della Repubblica. Per cosa? Per dire che qua le regole sono state taroccate, per dire che si poteva e si può fare di meglio, per dire che noi vogliamo l'interramento dell'elettrodotto, oppure in alternativa considerare la possibilità di riabilitare gli elettrodotti esistenti e correre lungo quelle linee, cioè con un risparmio complessivo enorme, perché questa non è interrare la linea non è un fatto, come dire, uno sfizio di ricchi, è un investimento, perché una sola questione lo dovrebbe convincere a farlo, la questione che interrandolo io non ho una dispersione altrimenti scontata dell'energia che è pari al 10% del trasportato rispetto a quella aerea, cioè le condizioni di insalubrità
nascono dal fatto che il cavo aereo è come un tubo forellato che porta l'acqua e ne sparge il 10% lungo la strada. Quel 10% ha un costo enorme, è una centrale in meno ogni 10, e quindi ecco il risparmio subito. Altro che costa, hanno cominciato a dire costa 24 volte il costo di un elettrodotto aereo, quello interrato. Poi di fronte al ridicolo hanno cominciato a dire 20, poi 18, poi 16, poi sono arrivati a 12, adesso si sono attestati sui 10, 8, 10. Cioè, questi non hanno mai, voi sapete, nei progetti bisogna sempre dimostrare che la soluzione migliore è quella fra le diverse possibili, sotto tutti i punti di vista, è la legge che lo dice. Questi non l'hanno mai voluto fare, questi hanno detto subito costa troppo, non vogliamo fare, non ce lo chiedete. Qual è il risultato oggi? Il risultato è che il Ministero ha acconsentito alla realizzazione dell'elettrodotto con delle condizioni, il Ministero dell'Ambiente. Il Ministero invece della Cultura, quello che chiamavano cultura, si è permesso il lusso di cancellare il parere della locale, della come si chiama? Dei beni culturali locale, lo ha negato e ha detto si può fare. Perché si può fare l'elettrodotto? Questo l'architetto Recchia, che è una mia vecchia conoscenza, che adesso è direttore generale, ha detto perché ho sentito la Terna e mi ha detto che non esistono altre soluzioni, l'ha messa verbale. È come chiedere a uno se il suo vino è il migliore. Cioè, ma questo è un paese secondo voi? Questo non è un paese, questa è una porcheria. In questo contesto hanno provato l'opera con tante condizioni. Bisognerà controllare il rumore, poi l'ARPA dovrà controllare severamente il rumore. Quando è fatto l'elettrodotto, che controlli a fare? Il rumore è quello lì, cosa lo controlli a fare? Non solo. Poi a un certo punto, visto che noi ci eravamo arrabbiati anche per il fatto estetico, hanno cercato, prima sono andati da Walt Disney a chiedere la pittura, quella dell'uomo invisibile, solo che l'uomo invisibile se l'era usata tutta, era finita, allora il Ministero ha detto alla Terna quello che la Terna gli chiede di dire, no? Allora la Terna gli chiede di dire e questi pagliacci dicono allora dovete fare degli elettrodotti con dei piloni esili invisibili a monostelo. Bene, allora la Terna facciamo il monostelo. Hanno progettato una serie di, per far vedere che li rendono poco visibili, hanno fatto questi monostelo e li hanno, per farli stare in piedi, perché altrimenti non stanno in piedi, li hanno verificati con un vento di progetto di 65 km all'ora nella nostra regione. Quando io stesso nel 2010, vi ricordate che c'è stata quella buriana a Pavia ad Udine e c'è stata quella buriana lì, io ho scritto subito al ministro, ho detto attenzione come lo progettate questa roba che cade giù, qui c'è stato un vento di 220 km all'ora e l'unica lettera hanno registrato 18 delle nostre lettere del comitato, 25 delle nostre lettere del comitato, quella è l'unica che è sparita, che non hanno voluto registrare per non doverne tener conto. Hanno occultato una segnalazione vitale a 65 km. Cioè, questi sono i dati contestati anche qua dentro, ma sono visibilissimi. E la regione cosa fa? La regione che all'inizio aveva dichiarato, nel 2010, con delibera di giunta aveva dichiarato non possiamo esprimere un giudizio su questo progetto perché non sono, tra le altre cose, non sono considerate le possibili soluzioni alternative,
improvvisamente, sotto la pressione di Benedetti, della Danieli, il quale improvvisamente pretende che sia fatto non l'elettrodotto, non una fornitura di corrente, l'elettrodotto della terra. Non ha chiesto mi serve tanta corrente, entro quando e sono disposto a pagarla tanto. No, ha detto voglio l'elettrodotto della terra, il quale negli stabilimenti di Benedetti arriva e continuerà ad arrivare la corrente attraverso il 220 esistente. Quindi come prima. Però questa cosa è servita evidentemente per accampare altre cose. Ingegnere, per me è un dispiacere interromperla, però la invito ad andare verso la conclusione. Sì. Conclusione, c'è poco da dire, sono state alterate completamente le regole del gioco, ma completamente proprio, completamente. Qui si sono avvicendati per colpa nostra sei sindaci, sei assessori, scusate. Qui sono state fatte le peggio cose, sono stati chiamati i sindaci e obbligati, pena la perdita delle compensazioni e altre cose, poi vedremo, sono stati obbligati a rinunciare a ricorso al TAR, e qualcuno, come quello di Pozzuolo del Friuli, lo ha fatto. Un altro sindaco è stato assunto a Friuli Strade con un super contratto, e quindi da quel momento in poi, nonostante fosse stato eletto grazie alla nostra azione, non ha più voluto fare il ricorso. Un altro sindaco, invece, avendo nella giunta 2 dipendenti della Danieli, di cui uno in odore di dirigenza, ha dovuto rinunciare a fare il ricorso, causa l'opposizione di questi 2. Allora, ragazzi, ma questa non è veramente la democrazia. Io spero che chi arriverà il prossimo anno a Piazza Oberdan li cacci via tutti, cioè che non li lasci, non dia tregua e che rifaccia una nuova legge sull'energia e un nuovo accordo, perché questo accordo, così come è stato fatto, potendosi fare molto di meglio e con una chiarezza complessiva per capire dove andiamo a finire, per sapere di che morte moriremo, per sapere quale sarà il quadro per i nostri figli di questo territorio, ecco, quello rinasca una voglia di gestire la cosa pubblica con onestà e trasparenza. Grazie. Benissimo, allora io riprendo la parola solo per passarla a voi. Gli stimoli che ci ha dato l'ingegnere di riflessione sono tantissimi. Se vi è venuto in mente qualcosa di particolare per le vostre esperienze vissute o per i temi che ha affrontato, a voi la parola per qualsiasi domanda o osservazione. Prego. Io volevo non fare l'avvocato del diavolo, però farle la domanda che davanti a contestazioni così forti viene fatta da persone dell'ambiente, dell'energia, che è questa: il nostro sistema energetico, le nostre linee in Friuli, a detta di qualcuno, tecnici dell'Enel, di Enel Distribuzione Interna, reggono grazie a altre 4-5 persone che non sono quelle che girano quei tasti, ma che sembra siano delle persone di buona volontà, che riescono a non far venire dei blackout in Friuli per un'obsolescenza di linee e interruzioni che vi dicono, per esempio
nella zona sopra Forni solo da poco c'è stata la ricongiunzione con il Veneto, e quindi eviterà eventuali blocchi della linea in Carnia. Quindi che risposta bisogna dare? Perché sicuramente quella dell'elettrodotto è un grande inganno, e un bambino vede che le varie linee portavano a questa maledetta centrale nucleare. Però c'è un problema energetico. Sì. La soluzione vostra quale sarebbe? Guardi, non so se qualcun altro vuole fare una domanda ancora o rispondo subito a questa. O partire con No, questa è molto articolata, molto è rilevante dal punto di vista delle questioni in gioco. Allora guardi, questa questione chiama in causa diversi aspetti, nel senso che io posso costruire un sistema basato sui trasporti di picco, cioè, ed è una scelta che di solito non si fa mai, perché bisogna trovare quei modi, quei rubinetti per far sì che io non sovradimensiono. Mi viene in mente il canale scolmatore lì, quello a San Vito al Torre, è fatto enorme, e dopo vai a scoprire che l'hanno fatto enorme per cavare la ghiaia che gli rende saldo di sotto. Cioè non si dimensiona sui picchi mai, e si trovano delle soluzioni che sono più evolute, ma la sua domanda chiama in gioco il confronto fra due modelli alternativi che non sono contemporanei. Lo dico col termine inglese, con la smart grid, col sistema delle smart grid e con il sistema delle super grid, cioè col sistema regionalizzato dell'energia, per dirla in maniera semplice e intelligente, rispetto a un sistema di trasporti massivi basato sui grandi elettrodotti. Cioè il trasporto, io che sono il concessionario esclusivo del trasporto massivo dell'energia in Italia, e che oltre a stare con la Ferilli ho anche un potere che è illimitato, praticamente illimitato rispetto a una classe politica che mangia nelle sue mani, io cosa fomento? Fomento la realizzazione di un sistema regionalizzato, oppure di un sistema che consente di accrescere il monopolio del quale io vivo? Quindi io fomento inevitabilmente, faccio il mio interesse. Siamo noi che non stiamo facendo il nostro interesse, ma io promuovo la realizzazione di mega elettrodotti. Poi col piffero non mi interessa se la gente produce, risparmia, non mi interessa, perché io ho il controllo nelle mie mani, e lo accentro sempre di più, del trasporto energetico massivo. Non sto esulando la sua domanda. Invece la smart grid, che è un sistema basato, come dire, diffuso, oltretutto molto supportato nei paesi europei di livello, non certo la Bulgaria, ma voglio dire certi paesi e dalla comunità europea stessa, ebbene è basato su un comportamento e sull'incentivazione di un comportamento virtuoso del cittadino, il quale si fa produttore e risparmiatore. Pensi lei che noi in Italia avevamo lo strumentino primi al mondo per poter fare questo gioco del controllo dell'energia, i contatori dell'Enel, che ragionano e parlano con l'Enel, e che potevano essere lo strumento della guida al risparmio energetico. Invece non lo sono mai stati, ce l'avevamo noi per primi al mondo. Bene, in questo senso la produzione
distribuita, con la produzione distribuita si riducono le grandi reti e la dispersione di energia, e anche il fatto che io ovvio in tutte le maniere alla concentrazione dei poli di produzione rispetto a quelli di consumo, e cerco di ottimizzare il sistema in modo da rendere la gente proprietaria dell'energia, della rete, proprietaria, veramente proprietaria. Questo sistema ovviamente non è indipendente, una cella regionale non è indipendente dall'altra, comunque ci sono dei collegamenti, ma capisce, la filosofia è completamente diversa. Allora io dico, nel breve, qual è la soluzione migliore? La soluzione migliore per questo Friuli è quella di spostare da un'altra parte il polo che non sia solo Rendi Puglia, perché Rendi Puglia a me fa paura. Non miglioro la magliatura io ripartendo ancora una volta da Rendi Puglia. Io dovrei avere un altro polo produttivo e lì cercare effettivamente di fare intersezione delle linee per soccorrere quella che eventualmente, però attenzione, non facciamo giochi sporchi, nel senso che dobbiamo metterci d'accordo. Se diventiamo la regione che porta energia da un punto all'altro del nostro territorio, o se questa cosa viene normata e regolata, perché se devono attraversare il mio territorio, mi perdoni, io voglio che passino sottoterra, che paghino 2 volte e mezzo, 3 volte quello che è il maggior costo di primo impianto, perché poi se andiamo avanti nel tempo vede che il vantaggio va all'interrato rispetto all'aereo. Non so, qualcuno di voi si ricorderà per esempio quello che è successo in Germania e in Francia, cos'era, 9 anni fa, 10 anni fa, quando ci fu quella tempestata invernale che se ne caddero centinaia di chilometri di elettrodotti in Germania e in Francia. Voglio dire, voi sapete che questi eventi estremi sono sempre più frequenti anche da noi. Cioè, queste sono linee fragili, queste sono linee che non permettono lo sviluppo del turismo, degli aerei, degli elicotteri. Noi abbiamo una salute, una sanità, grazie a Dio, ancora per un po', che si avvale degli elicotteri per il trasporto rapido nei centri sanitari più adeguati. Ma perché dobbiamo intorcinarci con dei fili per aria quando è possibile fare un'altra cosa? Questa è la questione. Allora, l'altra cosa però che le devo dire è che ci hanno imbrogliato con l'altra questione. Loro hanno detto: noi facciamo 40 km di linee nuove e in cambio portiamo via 110 km di linee vecchie. Ma questo baratto chi avvantaggia? Quelle linee vecchie comunque le devi demolire. Che mi viene a raccontare? Quelle linee vecchie hanno 158 famiglie sotto, case in sofferenza, che stanno sotto gli elettrodotti di quelle 100 e passa linee, questo è su dichiarazione della Terna, che non devono stare sotto le linee. Allora, se tu devi demolire quelle linee, non me le demolisci in cambio dei 40 chilometri che oggi vuoi fare, lo devi demolire comunque. Capisce dove sta l'imbroglio? Allora tutte queste balle che vengono raccontate devono essere svelate. La gente lo deve sapere questo. E capisco anche la tendenza dei operatori della Terna che si danno da fare. Io stesso sono passato un giorno sotto un 380 e mi fermo, ci sono 3 automobili con una 12 persone sotto e uno appeso in alto con uno schermo, una specie di scudo che sta appeso al filo a 380, e io vado lì, faccio finta di niente, dico: ma cosa sta facendo? Sta pulendo i pattini di appoggio del coso. E beh, ho detto: non corre mica tutto quel... tanto avete levato la corrente, no? No, fa quello lì. Perché scherza, non avete levato la corrente. Ma piglia un sacco di soldi. Allora, se questa è la logica, io mi ripeto.
E non solo, ma se uno resta attaccato, lei pensa che glielo vengono a raccontare, che lo divulgano nel coso? Non ci credo. Non so se ho risposto a... Grazie. Grazie Gina. Se c'è qualche altro intervento? Sì, prego. Allora, queste grandi linee di trasporto di grandi potenze da uno Stato all'altro ce lo richiede l'Europa. L'Europa, tra l'altro, come dice anche Monti quando deve fare i tagli alle pensioni, lo chiede l'Europa. L'Europa chiede anche a noi che vengano rispettate le leggi sul via, sulla partecipazione. Credo che l'ingegner Tibaldi questa sera abbia spiegato molto bene come queste procedure non siano state rispettate. Il governo che fa una approvazione, che dà un'approvazione alla terna senza pubblicarla sulla Gazzetta Ufficiale è una cosa dell'altro mondo, insomma, non esiste. Poteva scriverla sul Corriere dei Piccoli è la stessa cosa. Ci sono insomma troppe cose che puzzano e le cronache dei giornali sono piene di queste procedure che non vengono rispettate, dalla TAP a tante altre grandi opere, no? Dove queste procedure non vengono rispettate, si parte con posizioni di impero e quindi la popolazione poi giustamente si ribella perché le cose non sono chiare. La CE ci chiede anche tante altre cose di cui appunto non si tiene conto. A me sembra ad esempio perlomeno strano che la Regione nel dare l'approvazione a questo tracciato come elementi di criticità abbia posto il primo elemento l'adeguamento delle compensazioni per i vari comuni, no? Cioè si punta a una lira in più di compensazione come grande sforzo, diciamo, di impegno nei confronti di Terna. Secondo me è che un progetto venga fatto pensando a compensare danni perché i danni ambientali, dunque le compensazioni vengono date per i danni ambientali. In Italia si fanno i progetti sapendo già che ci sono dei danni ambientali e si prevedono già dall'inizio che bisogna risarcire i comuni che subiscono questi danni ambientali. È una procedura che io non riesco a immaginarmela. Credo che dal punto di vista delle procedure, dei progetti, eccetera, un elemento essenziale è quello che il progetto deve garantire la salubrità. Non si può, in nome dell'energia, mettere a rischio la salute della gente, oppure non tenere conto dell'attività di tante imprese che vengono danneggiate da questo tipo di tracciato. E quindi sì, ci sono molti elementi che stonano, e chiaramente, torno a dire, come insegnano i tanti racconti di malcostume in Italia che ormai infestano le cronache giornaliere e non solo le cronache, sono cose che non si possono accettare, al di là che si debba fare questi elettrodotti. E poi la CE
si chiede anche in tutte le normative che prevedono opere, costruzioni di macchine nuove, eccetera, viene richiesto che vengano utilizzate sempre le migliori tecnologie, proporzionalmente, compatibilmente con i costi, ma qui la linea elettrica interrata, anche se costa di più, consente le dispersioni di energia sono quasi ridotte a zero, credo, no? E contro il 10% di quelle linee aeree. Se noi pensiamo poi che una turbina oggi fiori di ingegneri studiano per recuperare il 0, in più rispetto a una vecchia turbina, perché questo comporta dei vantaggi economici notevoli, per il 10% non è una cosa da niente. Le chiedo un attimo di condensare. Sì, l'altro elemento è sulle centrali che vengono previste come quella di Monfalcone, che si prevede il potenziamento utilizzando il carbone. Legambiente, ad esempio, ha dichiarato guerra all'opposizione intransigente alla costruzione di centrali elettriche che usano combustibili fossili. Quindi, e tra l'altro è strano anche questo del potenziamento utilizzando carbone, perché costa di meno, quando abbiamo delle centrali molto più efficienti come quella di Torriscosa, che lavora quasi al limite della sopportabilità della sopravvivenza in termini industriali. Quindi ci sono molte contraddizioni, c'è un conflitto tra i vari potentati che hanno queste grandi centrali di produzione di energia elettrica, che fanno poi creare una situazione caotica sia nella distribuzione che nella produzione di energia elettrica, e in mancanza anche di un piano nazionale sull'energia elettrica tutto questo caos rimarrà sospeso, ma nel mezzo passano queste cose qua. Certo. Io ho solo una puntualizzazione sulla questione delle compensazioni, che vigliaccamente chiamano ambientali. Sì, velocissimo, non sono compensazioni. Bisogna rifiutare le compensazioni, perché avere una compensazione vuol dire che c'è un disastro, come dicevi te, un disastro ambientale. Allora, le compensazioni vengono oggi e da sempre in questo paese devolute nelle mani dei sindaci perché possano, siano condizionati e condizionino la cittadinanza nell'accettazione dell'opera, per poterle poi utilizzare attraverso di solito gli amici degli amici, l'architetto tal dei tali, l'ingegnere tal dei tali, per fare magari un giardinetto a 20 km dalla linea. In onore alle vittime degli elettori. Certo. Ecco, in questi termini va letto e va visto la compensazione. La compensazione, infatti, nel nostro caso, cioè dell'ipotesi della corsa lungo l'autostrada, non ci doveva essere, quindi si risparmiavano anche dei soldi per evitare compensazioni. Bene. Abbiamo un'altra domanda? Sì, una domanda un po' più breve, volevo solo sapere volevo solo dire che chi andrà su del Movimento 5 Stelle in Regione avrà parecchio lavoro da fare, no? In questo senso. Ma volevo sapere cosa pensava nello specifico la Deborah Serracchiani. Guardi, io le chiedo un giudizio su Deborah Serracchiani? No, nello specifico è registrato, per cui una risposta unica, ma senza brevissimi, senza insegniamo che coloro che vanno in piazza Oberdan cambino le cose. Allora, dando una priorità a queste cose che devono essere cambiate, mi sembra di capire. La prima cosa, si dovrà andare a fare questi elettrodotti interrati prima domani. La seconda è quella di mettere mano
al piano energetico che è fermo da 24. Qui in regione è fermo da 5 anni. Da 5 anni. Ecco, dovrebbero essere queste per integrare un pochettino la domanda che sì. il collega. E rifare la legge sull'energia, ridando quella, diciamo, dimensione decisionale e quella dignità che competono alle amministrazioni locali e ai cittadini, perché altrimenti che democrazia è? Cioè, se noi non introduciamo, guardi, la regione Veneto, che non è regione autonoma a statuto speciale come la nostra, fa obbligo alla Terna di presentare pubblicamente il progetto. Qui da noi non si è visto nessuno fatto. Siamo stati noi in giro per i paesi a spiegare cos'è la micro Tesla, cos'è l'elettrodotto interrato, a far vedere come si fa. Siamo stati noi a far venire dall'estero la più grande affermata, la più antica società al mondo che fa cavi interrati in tutto il mondo, in Giappone, in Cina, ad altissimo voltaggio, e sono venuti qua a spiegare che era una banalità farlo qua da noi, e ci hanno anche detto quanto costava, ci hanno detto tutto. Io sono d'accordo con lei, c'è molto da fare, sicuramente c'è molto da fare, c'è da ricominciare da capo, ma sa dove è il problema vero? Uno dei problemi sostanziali, il fatto che si ritroverà una burocrazia regionale per massima parte viziosa e incapace, viziosa e che non ha competenze, che ha imparato ad obbedire, che è entrata dentro grazie allo zio e ha imparato ad obbedire, a non fare niente dalla mattina alla sera. Questo è la maggior parte, il problema principale. Poi se lei mi chiede della Serracchiani, la Serracchiani si è espressa come la Sibilla Cumana, cioè ha detto sì, no, ma ecco, tu che sei un esperto, un professore, ne capisci qualcosa di Sibille Cumana, no? Bene, e ha detto sì, io sono contro, però sono a favore, cioè, voglio dire, io l'ho incontrata, l'abbiamo incontrata prima l'IDV e poi il coso, insomma, e le abbiamo suonate, anche perché vede, questa legge sull'energia, santo Dio, bisogna dirlo, è stata votata, il piano regionale, la legge sull'energia, quest'ultima che hanno fatto adesso ad ottobre, in ottobre, questa legge è stata approvata con tutta la maggioranza schierata, compreso anche Poldo, quello che sta lì in prima fila, sì, Ferone, e ha votato contro solo l'IDV e i due gruppi di sinistra, mentre il PD si è astenuto. E si è astenuto, sapete su cosa? Dopo aver negoziato, secondo loro, una miglioria che testualmente dichiara facciamo in modo che non sia solo il vertice regionale a decidere grandi opere, ma che la decisione, ma proprio in maniera democristiana, la dichiara, cioè che la decisione venga rivalutata dall'Assemblea delle Autonomie. Sapete che l'Assemblea delle Autonomie, quando questa legge è passata di rito attraverso la legge l'Assemblea delle Autonomie, la legge è passata a velocità iperbolica, nessuno se ne è accorto, nemmeno non è stata fatta un'osservazione a questa legge, che sopprimeva le autonomie nella decisione. Vergogna! Come si fa a fare una cosa del genere? Allora, questi nodi vengono al pettine. Assolutamente, la Serracchiani deve imparare a dire le cose, se le sa, ammesso che le sappia e le voglia sapere. Domani Tondo e gli assessori pontificheranno la legge 13, la 19, la legge 19 lunedì, domani è friulano. Bene, abbiamo un'altra domanda? Sì, sarò brevissimo. Volevo chiedere questa cosa, un po' si è detto, ma insomma con una conclusione. Volevo chiedere all'ingegnere, alla fine, autonomia e autonomismi sono un valore
in Friuli Venezia Giulia o potrebbero essere un pericolo, visto quello che passa al convento, ossia visto che tipo di classe dirigente abbiamo avuto fino adesso, ma anche che tipo di popolo abbiamo avuto fino adesso, naturalmente, no? Punto di vista. Io una domanda del genere mi farebbe stare con te le ore a parlarne, però quello che io dico e ne sono convinto è che qui si è fatto carta straccia di quello che la Costituzione ci ha consentito, cioè l'autonomia. Si è fatta carta straccia, nel senso che si sono ricordati dell'autonomia solo quando Monti ha cominciato a tagliare i rubinetti e pensano che l'autonomia sia quella e non invece l'autonomia di decidere su come organizzare e impostare il proprio territorio, magari nell'intento che vedo assolutamente compromesso di creare quelle condizioni di Stato, non dico Stato cerniera, ma regione ampia, non quella includendo la Lombardia, il Veneto e quant'altro, e quindi spostando il baricentro delle decisioni al di fuori di questa regione, ma bensì con le 3 regioni confinanti, e questo avrebbe avuto un apprezzamento da parte della comunità, apprezzamento incredibile, e questo è stato perso assolutamente. Eppure abbiamo un ufficio di rappresentanza a Bruxelles, abbiamo un ufficio di rappresentanza a Roma, i nostri vanno in giro per il mondo a raccontare balle. Non siamo stati in grado nemmeno di mantenere in vita come si chiama lì, l'Alpe Adria. E certo, l'autonomia, vedete, d'imperio, il MISE, il Ministero per le attività produttive, cosa ha fatto? Ha dichiarato subito l'elettrodotto parte, diamo l'autorizzazione alla partenza della procedura e questa sarà normata da una legge bla bla bla, e la legge che affida a noi soltanto la decisione finale, in buona sostanza. Il funzionario della regione dopo 4 giorni scrive: no, guardi che noi abbiamo una legge che invece stabilisce che deve esserci l'accordo, cioè che c'è se ne sono dimenticati tutti, solo noi a chiedere. Noi chiediamo, abbiamo chiesto più volte la messa in stato d'accusa di Tondo, per più volte, Tondo e compagni, per precise, come dire, manomissioni delle regole, e adesso la prossima settimana speriamo, su nostra continua istigazione, che almeno l'IDV pretenda una commissione d'inchiesta su questa vicenda e sulle gravi ingerenze della Danieli sulla vicenda, e non solo della Danieli, e queste devono essere assolutamente chiarite. Abbiamo altre domande? Direi riusciamo a coglierne, le raccogliamo tutte così poi diamo una risposta. Volevo solo ringraziare di essere intervenuto, che grazie a persone come lei che ci sono i cittadini che ancora si interessano ed esprimono quello che è il dissenso della situazione e fanno qualcosa per cambiare questa situazione, perché ci devono essere persone con valore morale e soprattutto con giustizia, perché adesso queste persone devono prendere, andare e cambiare la situazione del paese. E infatti io la ringrazio, spero a noi di tutti, che è una verità. Grazie a lei. Io avevo una domanda che volavo un momento dall'elettrodotto che volevo porre alla dottoressa, che mi ha abbastanza spaventato relativamente a questa cosa dei campi elettromagnetici e dell'elettromondo, perché parlando delle antenne dei cellulari, noi a Udine abbiamo un'antenna di cellulare e dietro l'altra, quindi siamo tutti a rischio di leucemia.
antenne di cellulare? Sì. Ma in realtà no. Come si chiama? Radio base? Sì, stazioni radio base. A Udine ce ne sono decine, non so se siano centinaia, sì. ma a Udine abbiamo decine in città, sopra le case sui condomini, vicini, ne abbiamo centinaia. Ecco, 110 ce n'è al cinema, ce n'è a 100 metri da casa mia, ce n'è 50 metri da casa mia, ce ne saranno qui a 50-100 metri da un'antenna di cellulare. Sì, le rispondo subito, magari in modalità un po' più tecniche, perché in realtà abbiamo parlato più dell'aspetto sanitario che degli aspetti tecnici. Però quando parliamo di leucemia si ricorda che facciamo riferimento più che altro alla componente del campo magnetico, non tanto al discorso della componente elettrica, perché in realtà l'uomo fa da schermo, quindi funge da terra. E viceversa, quando parliamo di alte frequenze, quindi non lo so, 2008-3200 MHz, lì non abbiamo campi, abbiamo onde elettromagnetiche, quindi non possiamo parlare di leucemia, lì abbiamo altre patologie, modificazione del DNA, meccanismi di rallentamento dello ione calcio all'interno del corpo umano. Quindi per fare un esempio pratico, se io le pongo una domanda e lei risponde a livello pratico in prossimità di una sorgente ad alte frequenze, la sua risposta di solito arriva con un ritardo di 1 secondo rispetto ad una persona che invece non ha dietro alle spalle una sorgente ad alte frequenze. Però nel caso delle antenne delle stazioni radio base, anche lì non è il caso di fare un allarmismo sanitario, bisogna capire innanzitutto una serie di parametri tecnici, tra cui la potenza, e quindi andremo ad individuare anche il SAR, il tasso di assorbimento specifico, ossia quanta quantità di tessuto cerebrale del nostro cervello è in grado di assorbire il calore. La SAR rappresenta il calore su 1 chilogrammo di tessuto biologico, quindi la potenza è il primo parametro che dovremmo andare a valutare nel caso di una stazione radio base. Il secondo parametro è la frequenza, che dal punto di vista biologico incide quanto calore viene assorbito dentro la profondità del corpo umano, e quello è il vero dramma sanitario, non la potenza, più la frequenza, poi vi spiegherò perché. Poi il terzo dato potrebbe essere per esempio la lunghezza d'onda, e la caratteristica per esempio dell'antenna, il guadagno, quello che si chiama, quindi tutta una serie di parametri anche in qualche modo schermanti l'onda elettromagnetica. Non è così semplice il discorso. Quello che ci interessa dal punto di vista della salute è la potenza, che solitamente nei centri abitati è molto ridotta, però guardi che questa è un'arma a doppio taglio, perché pensiamo per esempio ai cellulari di prima generazione, le TAX per capirci, lavoravano a 900 MHz e ad una potenza elevatissima, le antenne di stazione radio base, quindi lì ci beccavamo tanto calore dentro il corpo umano, però la frequenza era ridotta a 900 MHz, quindi il calore ce lo beccavamo tra virgolette nella superficie del corpo umano, non in profondità dentro gli organi. Paradossalmente adesso lavoriamo in un MTS Trials Band e lì la situazione è diversa, perché abbiamo potenze ridotte rispetto alle TAX, però frequenze elevatissime, quindi ci cuociamo all'interno come un uovo alla coque, per capirci, per effetto Joule, effetto di riscaldamento, quindi sono molto più pericolosi i cellulari e se vogliamo anche le antenne. Ma il problema sa qual è? Che purtroppo io lo dico sempre, le antenne esistono perché noi facciamo domanda, non so nel caso specifico, ma io invito questa sera tutti quanti a tirare fuori il proprio cellulare. Io ne ho uno, ce l'ho qui, 25 euro, lavora ovviamente a bassissime frequenze, ma credo che sia l'unico, non lo so se ci sono tanti che oggi hanno qua un cellulare da 25 euro. Ecco, sì, lui è presidente del Cordicom però quindi non vale. Quindi voi capite che se noi oggi abbiamo delle stazioni radio base o MTS è perché abbiamo il cellulare, quindi a monte cerchiamo di non acquistare cellulari. Questo era un invito così. Come si fa a riconoscere? Beh, ci sono proprio le GSM, sì, deve essere un GSM non uno MTS, e comunque ci sono le caratteristiche che possono essere richieste.
volevo dire una cosa degli organi di stampa, nel senso che scusate un istante, sentiamo la domanda. Volevo fare una considerazione in merito al discorso legato agli organi di stampa, proprio per riallacciarmi al fatto che tutti dovremmo essere partecipi delle informazioni che raccogliamo anche in sede di questi dibattiti, perché risulta molto importante scrivere e mandare delle lettere queste sono mandate diverse in questi anni e ho riscontrato che le testate giornalistiche locali, tra cui non ho difficoltà a fare nome del Messaggero Veneto, spesso e volentieri ha pubblicato con un estremo ritardo le lettere in questione, anche mi risulta da parte di persone che conosco. Tant'è che abbiamo dovuto rimandarle più volte, quando queste lettere ovviamente contestavano l'operato interna. Viceversa sono apparsi spesso e volentieri articoli di giornale pro Terna con molta diciamo facilità, ecco, da parte di questa testata giornalistica. Per cui se siamo in tanti magari a scrivere, fare domande specifiche su questi argomenti, su queste tematiche, credo che avranno delle difficoltà a non pubblicarle così spesso o a rimandarle all'utente. Quindi facciamo sentire la nostra voce se vogliamo essere realmente partecipi, perché già ne parlano poco e mal volentieri. Quindi sta a noi anche essere, come dire, partecipi in questo senso, perché soltanto facendo conoscere le tematiche in questione possiamo far conoscere anche a molte altre persone i pericoli verso i quali andiamo incontro, sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista proprio del paesaggio, dell'ambiente, di tutto ciò che insomma ne consegue. Quindi non abbiate paura a far sentire la vostra voce e a porre delle domande in merito a questioni così importanti. Sì, è l'aspetto nodale. Questo, diciamo, il controllo dell'informazione, ahimè, ne sa anche qualcosa l'architetto Ganis, che si prodiga nel campo delle antenne, no? Molto. Voglio dire, è veramente come dire, la quintessenza del nostro malessere. E mi viene di ricordare una delle più prodigiose, proprio scandalosi utilizzi dei media. L'abbiamo subito, per esempio Pasone e Giorgio, molti anni fa. Cosa fa la Terna? La Terna scopre che noi teniamo in pugno l'informazione e manda qui una bella bionda, che è una mora, adesso se n'è aggiunta, questa bella bionda è il capo ufficio stampa della Moratti a Milano e del Berlusca quando viene a Milano, piglia un paccone di soldi e sta qui a farci, a stare dietro e a tamponare tutte le falle. E cosa fa? La prima iniziativa è chiamare il direttore c'è anche tu, c'è anche lui, alla Free, alla televisione Free, hanno organizzato un teatrino impressionante e hanno invitato questo direttore col quale io oltretutto ho una grande dimestichezza della Terna, direttore istituzionale, ingegner Conti. Poi hanno chiamato il presidente degli industriali di Udine, Luci, poi c'ero io e il sindaco di Bert di Pavia d'Udine. Bene, voi non ci crederete, il dibattito era già stato tutto organizzato prima con l'ausilio di questi due pseudo giornalisti, che è da rivedere, quella cosa è troppo bella, per cui
quello della Terna disponeva lui di un filmato e di una serie di slide che accompagnavano la sua... Era stato tutto preordinato, cioè non era impari il coso. E quando toccava parlare a me o a Divert, si andava sempre in pausa pubblicità, ma non riuscivi mai a concludere. Pausa pubblicità, ti ricordi? Voi vi avevano tenuto fuori. Noi eravamo vi avevano tenuti fuori. Era una situazione paradossale. Divert non è riuscito ad aprire bocca, mentre io mi sono fatto un po' cattivo e non mi lasciavo fermare, ma lui non è riuscito ad aprire bocca letteralmente. E questo giochino era stato proprio organizzato a tavolino. Non vi dico quello che succede con il Messaggero Veneto, cioè ha dell'allucinante. Peccato che non potete vedere qualche slide con certi titoli del Messaggero Veneto, ma è un'operazione non di oscuramento, attenzione, di manipolazione, che è ben diverso dall'oscuramento. Manipolazione, cioè qui siamo veramente ai primordi dell'informazione. Qui non c'è l'informazione, assolutamente. Io non so i 5 Stelle cosa fa, ma gioca molto sulle comunicazioni, no? Via certo internet, perché altrimenti se dipendi da questi, insomma. E purtroppo noi, per il nostro target della gente che vogliamo coinvolgere, cioè gente della ruralità, questi non usano l'internet e quindi è difficile l'approccio, è faticosissimo, anche perché devi andare lì, devi cosare. Voi non immaginate qual è stato il successo a mettere 300 persone abituate ad avere disistima della giustizia, della legalità, a non avere più fiducia nelle istituzioni, a metterli in fila a firmare un ricorso di questa dimensione. L'abbiamo fatto. Con buon senso e soprattutto con onestà. Sì, però c'è il problema comunque di vincere in un contesto nel quale i valori economici, non bisogna nasconderlo, hanno pesi stratosferici di persuasione. E non vado oltre, insomma, cioè sappiamo tutti cosa succede in quelle botteghe. Quindi bisogna fare un grosso sforzo alle prossime elezioni, assolutamente, e non guardare in faccia a nessuno più. Io quello che ha accennato prima, penso un po' sorridendo all'amico di andare a fare i discorsi sotto Piazza Oberdan. Siamo andati a Piazza Oberdan per esprimere il nostro disprezzo, e con l'occasione non siamo nemmeno voluti entrare e siamo rimasti fuori ad esprimere il nostro disprezzo e a dirgli a voce alta: non uscite, andatevene a casa. Non solo, abbiamo consegnato una lettera nella quale abbiamo detto: abbiamo scritto 12 lettere, citandole tutte quante, al Presidente dell'Assemblea regionale. Siamo stati 2 volte a colloquio con te, ci hai promesso di dare una risposta, ebbene tu non ci hai mai risposto, il che non è compatibile con le regole della democrazia, ancorché con le regole dell'educazione. E comunque ci risulta che non ti hanno ridotto il personale per poter rispondere. Evidentemente l'unica scusa può essere la spending review, che ti ha fatto venir meno la carta. Per quello gli abbiamo allegato una risma di carte da lettera, perché vanno disprezzati. Se loro sentono che sono disprezzati da noi, cominciano a vergognarsi, a camminare lungo i muri. Questo è un po' il meccanismo. E guarda, cominciano. Sono successi questi casi. Sì. Allora invece con tutto l'apprezzamento anche di questo che forse magari
siamo un po'... Ci sarebbe ancora una domanda. Facciamo come no? Sì? No, ma poi è cosa? È che dobbiamo chiudere anche per liberare... certo, però facciamo velocemente se può essere più veloce possibile. Lei, sì. La mia non è una domanda, è rimanere in tema di comunicazione e di informazione, che a Roma in questo momento, in queste settimane, c'è in discussione una normativa, sempre rimanendo sull'ambito della domanda che ha fatto la signora, sulla telefonia mobile, e cioè che in Italia, dove una presenza di persone, vivere delle persone per un certo numero di ore al giorno, è 6 volt metro il limite, che viene misurato entro 8 minuti. Vogliono spostarlo a 24 ore. Cosa vuol dire? Questa misurazione diluita, fatta la misurazione nell'ambito delle 24 ore, poi fatta la media. È chiaro che a questo punto la misurazione in 6 volt metro, se noi gliela portiamo a fare un calcolo, andiamo a venire a oltre 20, 25, 30 volt metro, specialmente nei momenti di punta. Questo è un giochino tipicamente italico per giocare sui termini, in quanto è stato riconosciuto finalmente con la grande opposizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non dobbiamo dimenticare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è una ditta privata a scopo di lucro, che si è opposta disperatamente a che venisse riconosciuto i campi elettromagnetici da telefonia mobile cancerogeni, raggiungendo un accordo sui potenzialmente cancerogeni. E c'è la prima sentenza in Europa e anche nel mondo di danni provocati da telefonia mobile, e questo per induzione sta impostando tutta una serie di cause laddove il rispetto di questi campi elettromagnetici, pur nel rispetto della legge, sta provocando dei danni notevoli. Allora, per superare questo e per dimostrare che va tutto bene, stanno introducendo, ed è in discussione in questi giorni, questa normativa di cui non se ne parla, di cui non si sa nulla, ma noi, almeno come associazione, siamo insieme ad altre associazioni a livello italiano che stiamo interessando il Parlamento per evitare che venga approvata. Questa è l'informazione che non viene data né sui giornali, né per televisione, né da nessun'altra parte, ma se dovesse passare sarebbero guai per tutti, ma guai seri, non solo per gli elettrosensibili, che ce ne sono purtroppo quasi oltre il 2% sulla popolazione, che non muoiono di cancro, ma vivono male. Gli elettrosensibili, ce ne sono troppi, vivono male. Ne abbiamo 2 casi a conoscenza che non riusciamo a risolvere e stanno vivendo male. C'è una persona, Moggio Dinese, che sta vivendo in una casa, dentro una camera, schermata, dentro una tenda di 2 metri per 2, schermata, e non riusciamo a trovare la soluzione. Probabilmente è con il sistema, diciamo, di difesa personale ormai distrutto. E se passa questa legge sarà ben da ridere, perché daremo campo, verrà dato campo libero ai gestori di telefonia mobile di sparare quello che vogliono. Beh, sì, no, nel senso che comunque le misure adesso sono sempre, puoi fare sempre a spot anche, non è come il monitoraggio in continuo dei prodotti, fai comunque è previsto 6 minuti. Fai una misura minimo ogni 60 secondi, quindi già da là puoi vedere un dato. La media deve essere ore, però. Questo è quello che vorrebbero fare, però c'è sempre un'alternativa. Se tu vuoi presentare un documento di misurazione, per esempio ti appoggi a un'azienda esterna, fai una serie di misure spot, per esempio una al mattino, una al pomeriggio, una alla sera, puoi sempre dimostrare che anche quella è una media. Questo sarebbe il meno. Il problema invece, quello che dici tu, è proprio il discorso degli elettrosensibili, perché per esempio gli acufeni, quei rumori di ronzio dentro le orecchie sono proprio messi, come dire, in movimento per risonanza da queste oscillazioni da onde elettromagnetiche, quindi diventa veramente difficile, che sia 6 volt su metro o 5 o 2, non cambia il discorso.
Bene, allora ricchi di... Posso una piccola precisazione a livello di elettromod? Sì, se vuole avvicinarsi con il microfono. Buonasera, io rappresento ACE Udine, Associazione contro l'elettrosmog di Udine. Parlo visto che è stato sollevato il problema, allora sia rispetto alla stampa locale che nel piccolo anche sulle questioni udinesi il Messaggero scrive l'opposto. 15-20 giorni fa, se vi ricordate, ha scritto un titolone a tutta pagina: le antenne non fanno male. Noi abbiamo prontamente risposto e ci hanno anche pubblicato, però tagliando la smentita e ricomponendola a modo loro, perciò tutto il senso è sparito. E come hanno scritto l'informazione? Sul nulla, perché a Udine stanno realizzando finalmente, dopo 2 anni che abbiamo tallonato il comune affinché si decidesse a bloccare il vecchio piano e a fare un piano decente, perché il piano di prima non poteva prevedere certe proiezioni. Adesso lo stanno realizzando, però la bozza di piano non è stata ancora depositata. Perciò la conclusione, le antenne non fanno male, casomai può essere fatta alla fine della redazione del piano, non adesso. Il piano è in fase di conclusione, la bozza, appena che la bozza è pronta, io penso nel giro di non più di 15 giorni, dovrebbe essere convocata, stando ai patti con il sindaco e con l'assessore, tutta la popolazione per fare ognuno di voi tutte le osservazioni in maniera tale che poi i progettisti possano chiudere il piano e presentarlo. Perciò state allerta sul Messaggero, perché penso che dovrebbe arrivare adesso a breve questo annuncio di convocazione di tutta la popolazione, ecco, sul piano. Bene, allora io ringrazio i nostri ottimi ospiti, ringrazio voi per tutti i contributi che avete dato a questa discussione e mi permetto di chiedervi anche un contributo materiale, se possibile. Uscendo dalla sala trovate una piccola scatolina dove, se volete, potete lasciare un contributo proprio per i costi della sala per questa sera. Vi invito a raccogliere il materiale informativo che trovate sul tavolo, che contiene il programma delle nostre conferenze, e vi invito anche al prossimo incontro del Meetup Udine Amministrative, che avverrà martedì 27 alle ore 20:30 al bar Al Sole di via Valeggio a Udine. E vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un'ottima serata e arrivederci a tutti.